Allora, amici bellini, ci siamo, ma ci siamo. Dovrei avere una sorpresa per voi, oltre al fatto che, insomma, sono un po' assonnato, ma non importa. Iscrivetevi al canale subito. Che state aspettando? Siete completamente pazzi? Benissimo. Io devo aggiustare il banner, devo fare una serie di cose, non sono pronto. I'm not ready. Guardate com'è finita Bayern Napoli 0-3, una roba pazzesca veramente. E cambiamo e scriviamo Krakow, il Wisla Cracovia, Napoli 0-0 per ora, no spoilers, lo mettiamo qua. Vi saluto a tutti quanti, potrei avere una sorpresa per voi, vediamo un pochino se ci riesco perché sono tutte cose improvvise. Allora, andiamo a leggere un pochino di amici. Come state? Mamma mia che suon. Stellina, Matteo, Max Allegri, il mister non manca mai, Luigi Pirillo. Andiamo con i like preventivi, grande Always. Vediamo a quanti stiamo dei preventivi. Ho visto pure il dislike preventivo, figurateci a che livello siamo arrivati, una roba incredibile. Abbiamo Pablox, abbiamo Matteo che già insomma prevede uno Zielinski in patria, giustamente. Buonasera Roberto, che saluta i moderatori, che saluto anche io, no spoiler giustamente perché queste sono le cose preventive. Già così, buonasera Pengue, buonasera Salvatore, buonasera Virgilio, buonasera Salvatore P, buonasera Giorgio Mele, Forza Napoli, ti saluto Giovanni, come no, benvenutissimo, iscriviti al canale, c'è Rosario, c'è Bellwatch, c'è Ernesto, c'è Andrea, c'è Alessio, si fanno pronostici, buonasera Ricky, buonasera Giovanni, ti ho salutato, tu ti sei iscritto al canale? Dai, grande Oledan, buonasera a tutti, Joe TV, ma no, dai, Joe TV, grande, un bacione, Flavio Peano, Mucedil che ha seguito anche ieri, non manca mai, Maciac, infatti, ma poi dobbiamo capire perché da come l'ha scritta il Napoli Maciac era proprio prima punta, quindi adesso lo capiremo. Dove si può vedere ragazzi e dove si può vedere da qualche parte, io ovviamente non posso assolutamente intervenire in diretta, non esiste proprio, però sì Oledan, credo proprio di sì. Vediamo un pochino se riusciamo a risolvere, la sorpresa è addirittura d'arrivo. E buonasera anche Angela Torre, salutami la mamma, che bellezza, dice che ha una voce simpatica, mi fa piacere tantissimo, bravissimo Giovanni, sei un grande, un bacione a tutti mod. Allora ragazzi miei, siamo in 116 in attesa spasmodica, vediamo un pochino, manca ancora qualche minuto e vediamo se riusciamo a fare tutte le cose. Voi dovete capirmi che io mamma mia che suono, perché lo sapete, chi mi conosce lo sa, chi mi segue attivamente sa che dovevo registrare questa canzone ed è stata una late night session, quindi sono tornato a casa alle 6, adesso sono le 11 e qualche cosa, quasi mezzogiorno, e quindi non si dorme mai. Vediamo un pochino che cosa si fa. Andiamo, siamo pronti a bere, siamo pronti a perdere la voce. Notizie nuove, falso nuove. Osimhen sta bene, io credo non ci sono state notizie in merito, secondo me giusto un po' di riposo e magari sai anche quella cosa, se non abbiamo Osimhen cosa facciamo, sai, magari quell'idea che dietro la testa ogni tanto ci arriva pure a noi, magari che succede se stiamo in difficoltà, riusciamo a organizzarci e vediamo un pochino i rumori. C'è anche Chris Nard alla grande, attacco Maciac
Napolitano Zedadka anche in campionato? Spero proprio di no. Ecco qua, Falco 75, grazie mille. Grazie bro per la bella live, i rumori, c'erano rumori dappertutto, non solo da parte mia ieri, nella live da Demon che abbiamo fatto, dove abbiamo un pochino assaggiato anche il polso dei tifosi delle altre squadre, quindi ci siamo resi conto che non solo noi, non solo i ricchi piangono, anche i ricchi piangono, non solo i poveri piangono un po' tutti. Grazie mille Rita, anche per aver organizzato questa cosa, che alla fine l'hai organizzata tu, e c'ho subito la sorpresa, signori miei, guardate che bello, perché abbiamo gli inviati bellini. Fatti vedere, amico mio. Ah, che meraviglia. Solo qua, dai, solo qua. Solo qua. Stadio niente male, organizzati. Veramente alla grande. Penso questo sia il momento dell'inno del Cracovia. Mentre ringrazio Luigi Rocco. Benvenuto amico mio. Benvenuto Luigi. Luigi, scrivimi. Applausi. Luigi, scrivimi su Instagram così posso aggiungerti al gruppo privato. Che roba straordinaria. Prendo la maglia di sì. Spettacolo. Comunque 33.000 posti, ma molto meglio 33.000 in ordine. Perché Alessandro, fatti vedere. Qua. Non mi senti Alessandro? Ma sta vedendo? Non ti muovere, vediamo così. Ah, in effetti. Non si riesce a zoomare bene dal telefono. No, ma figurati. Alessandro, saluta la community. Ciao a tutti amici Ti senti? belli. Insomma, tu mi dicevi che anche al di fuori dello stadio, insomma, ci sono strutture, c'è la roba, ci sono cose incredibili. È uno spettacolo al di fuori, proprio davvero, c'è di tutto ciò che dei ragazzi possono desiderare, poi ci sono le famiglie, non c'è, alla fine è un pubblico esclusivamente maschile perché tutti quanti hanno interesse ad andare allo stadio a vedere la partita con la ragazza, col padre, con i figli, ci sono campi da basket, poi si gioca anche a futsal, cose del genere, poi piscine, parchi per il calisthenics ben attrezzati, cioè proprio tutto. Quindi si parla di tutto esaurito, cioè c'è molta gente, no? Ci sarà più o meno 15.000 posti, cioè occupati, su 33.000, 15.000. Al 50% più o meno. Una roba straordinaria. Adesso si è un po' frizzato, adesso cerchiamo, come dicono quelli bravi, cerchiamo di recuperare il collegamento. Nel frattempo cerchiamo pure di capire se io me la vedrò oppure no, ma sono gli incerti del mestiere, signori miei. Così sembra, Gilles, così sembra.
Alessandro si è frizzato, freezing. Sì. Allora, ma figurati Giuseppe, non è... io sono fortunato ad avere i bellini per il mondo, questa è la cosa, è la fortuna della community, è una roba straordinaria. Sicuramente stanno venendo stop freezing, contattiamo il presidente del Wisla, qua mancano i like, dice Mauro, vediamo a che livello. Nel frattempo che io provo ad organizzare questa telecronaca, se me lo fanno fare, perché a quanto pare può essere pure che i miei collaboratori, quelli là che sono deputati alla partita, pure hanno deciso, ma sti 10 euro, ma i miei sparagni, non ci stanno manco gli attaccanti. Nel frattempo mettiamo in stand-by Alessandro, che ci ha fatto questo regalo, poi dopo lo risentiremo a fine primo tempo, magari per qualche impressione dal vivo, perché sappiamo che lo stadio è una cosa e vederla in TV è un'altra, può essere pure che non la vediamo nemmeno in TV, ma ci organizziamo, non vi preoccupate. Tra qualche mese stiamo tutti, speriamo di no, frate, non si può fare, non lo posso fare certamente io da qua, perché ovviamente, a parte che non sta funzionando nemmeno, e poi sicuramente non lo posso fare io da qua, perché poi sono passibile, se qualcuno lo fa in chat io non dico niente. Un abbraccio Selvaggina, un abbraccione. Dai, veramente, scritta Lete bianca solo alla maglia rossa, e ce ne lo sapevamo, Sweepens, lo sapevamo già. No, non ti preoccupare, l'amico Alessandro ci dice che la connessione non è stabile, ma io dico non ti preoccupare, tutto in diretta, ragazzi, non ti preoccupare. A dopo, vediamo un pochino di fare questo collegamento anche dopo. Le idee visionarie, sì Luigi, questo è probabile sapere quando ci guadagna fa così, oltre al il malcontento dei tifosi, però noi vediamo se Raffaele è benvenuto, sei riuscito, a questo punto spoilerate, ma non lo dico così, ma andate alla partita un po' sniccatela molto bene, vediamo un pochino, sniccatela pure a me, perché io qua perché c'era un link, Nicola, su Instagram, oppure prova da qualche parte, non lo so. Vedi un pochino su Telegram. Sulla maglia rossa toppa bianca e Lete in rosso per coerenza, sì, ma la toppa non si può usare più, però è chiaro, sulla maglia rossa io ricordo che ovviamente ci stanno mandando i video, dopo fai vedere la coreografia, che sono vicini al Napoli, ti sto mandando il video, ok, quindi avremo un video in esclusiva della coreografia dei tifosi del Wisla che sono vicini al Napoli. Straordinario Alessandro, la ricordo la maglietta rossa, dove ovviamente vediamo un pochino, era la scritta con lato la top quasi non si vedeva perché era tutto rosso, e quindi quella aveva più senso a livello grafico. Alfredo dice che ci sta organizzando, è saltata anche su Sky. Benissimo, questo mi fa piacere, vuol dire che non siamo solo noi il problema. Tutto bene Giovanni, tutto bene. Una live dove ti posso guardare se darmi un cenno, sì, come no, Santino, un abbraccio. Va benissimo, trovi la mail, sai dove la trovi Nicola? Sul canale, nella sezione About, sul canale così ci sta la cosa della mail. Ma io faccio il possibile, amico mio, giochiamo con la Curitoni, qua ci dicono 1-0 Cracovia, non fare gol del Wisla, veramente? No, state scherzando perché io non la posso vedere, quindi state scherzando.
è vero che state scherzando, perché sennò andiamo veramente nelle difficoltà. No, state scherzando, dai, state scherzando. No, gol del Napoli! Gol del Napoli invece al quinto minuto. Gol del Napoli che non ho visto e che adesso organizziamo, ma invece mi dicono i potenti mezzi, forse dobbiamo aggiornare il banner, qua oggi non funziona niente ragazzi, ma no, Golden Whistle no, io mi fido di questa app. Aggiustiamo le cose, non esiste proprio e faremo un discorso di mercato ragazzi. Ma come 0-0, ma come gol e like, ma come si è bloccato Sky, ma come, oddio, ma come, no è vero, ma come? Vediamo Sal Pengue che cosa ci dice, che cosa si dice, signora il banner, vediamo un pochino Sal. Perdiamo 1-0, errore di Rachmani, allora è tutto sbagliato, hanno sbagliato anche sulle app, è tutto sbagliato, errore di Rachmani, ci dice il collaboratore Salvatore Pengue, cambiamo tutto, male proprio, si comincia male, questo è quando io non la posso vedere, è così che funziona. E ringrazio Caputo Francesco per il supporto con lo sticker. Nel frattempo qua ragazzi andiamo male, si è bloccato Sky, si è bloccato tutto, Madonna mia, cioè, veramente è una situazione insostenibile. Ah, Gesù mio, no, non va bene. Poi questa pure era uno spunto da recuperare. Non ti preoccupare, recuperiamo Rita, io sono fiducioso, ma uno spunto era anche perché sta giocando Rachmani al posto di Manolas, per dire, no? Perché se uno poi vuole fare i discorsi a posteriori, tu dici ma perché non fai giocare Manolas? Perché? Perché uno si deve abituare, questa magari è la partita delle, come si dice, delle emergenze, tutti i miei collaboratori mi stanno scrivendo, mamma mia che macello, si è bloccato Sky, si è bloccato Sky, il metodo alternativo, ok, vediamo un pochino se riusciamo a recuperare anche questa situazione qui. Sì, Maranta, lo so, Maranta, lo so. Vediamo un po' nella posta indesiderata, che poi invece è desiderata, perché io la desidero questa posta. Vediamo un pochino se riusciamo a farla funzionare. Non potrò usare sicuramente il timer perché oramai è troppo tardi, ma vediamo se riusciamo a risolvere, così vi posso dire che cosa diavolo sta succedendo, perché andiamo veramente in difficoltà. Forse ci siamo, evitiamo tutte le situazioni, intravedo una possibilità. Sì, all'8° minuto è tutto confermato il Napoli, e ringrazio Nicola Rispo, è tutto confermato. Vediamo un pochino se riusciamo ad evitare di stare online senza nemmeno poter parlare della partita, perché a quel punto sarebbe complicata. Credo che ci siamo con il Cracovia in possesso di palla. E ringrazio Virgilio, Valeria ed amici bellini, grazie per la vostra pazienza, per leggere anche i miei commenti. Quanto sei bello, stai cercando di migliorare sempre più italiano dalla Germania. Virgilio, tu sei straordinario, altro che sto cercando di migliorare l'italiano, tu sei una grandissima risorsa per noi, non scherziamo proprio, non scherziamo, vediamo un pochino se sta X, che non sapete quelle problematiche, ma non fa niente, c'è una signorina questo è lo Sky. Allora, stiamo perdendo, sì ragazzi, è tutto vero, mi hanno mandato anche
le immagini un fermo immagine del gol, ma adesso noi recuperiamo e riusciremo in qualche modo a recuperare anche la partita, perché non è solamente che c'è il risultato. E ci sto provando, Francesco, ma la partita già è finita, quindi devo organizzarmi un attimo. No, è finita, è già iniziata. Nel momento in cui è già iniziata, ovviamente dovevo farla partire in un altro momento, ma stiamo recuperando. Don't worry guys, I got this. Fanno rivedere, guarda come esulta, ma giustamente esulta, non è che non dovrebbero, perché non dovrebbero esultare? Rilancio di Malquit, tocca il pallone per un attimo Politano, Spalletti out, ecco qua, Spalletti out, e ringrazio anche Frank Parziale. Mentre il Napoli si riversa in attacco, io vedo Maciac largo sulla destra, quindi può essere che sia Politano al centro. Fatemi recuperare, aspetta, ma arrivo, Schwipers, arrivo, Frank Parziale, ringrazio tantissimo. Arrivo subito ragazzi, ce la farò. Ah, ce la farò, ve lo prometto. Vi ricordate quando mi saltò lo streaming di Canale 21? Cioè, comunque maledetta, che eravamo tutti contenti. Eravamo tutti felici. Un abbraccio anche a Manu, grande dal Brasile, grande Manu. Grandissimo, amico mio. Grazie mille. E un abbraccio anche a Gabe. Abbiamo preso un gol orrendo. Sì, così mi dice. Poi c'è anche la nebbia. Quindi questo non aiuta. Grande Gabe. 4-1 in fase di non possesso. Ovviamente questo ce lo possiamo far confermare da Davide. E vediamo nel frattempo. I fumogeni, allora. Sì, anche i collegamenti da Cracovia continuano a mandarci conferme. Dopo il gol hanno tagliato. Arrivo ragazzi, arrivo. Non abbiate paura. È questo jack che deve funzionare. Sta funzionando, non abbiate paura, ci siamo. Eccola qua. Ragazzi, allora abbiamo anche il collegamento, vediamo se funziona, perché stiamo andando proprio oltre i limiti del possibile, tra il collegamento mio, il collegamento suo, Alessandro direttamente dallo stadio, e ringrazio Franco Civita per il super sticker. Siete straordinari ragazzi, quanto siete belli. Il collegamento con Alessandro non funziona, ma credo sia colpa mia, onestamente, perché sto premendo al massimo le possibilità del mio computer. Veramente siamo al limite dell'impossibile, ma ce la faremo. Il Cracovia è in possesso di palla, ma io parto ragazzi, non posso far partire il timer partirà dal secondo tempo, perché altrimenti non ce la possiamo fare. Ma partiamo con la telecronaca, perché io vedo Koulibaly in possesso di palla che la dà a Mario Rui. Dai,
vi devo raccontare questa partita. Pallone per Rachmani che serve in questo momento Elmas, che quindi immagino sia tra i due di centrocampo. Vediamo il passaggio ora, c'è il fuorigioco di Politano sul servizio di Maciac che sta giocando sulla destra. Di conseguenza possiamo cercare di capire con il mio amico anche Davide Maranta, che mi aiuta, collaboratore di Caffè Napoli, per Facebook, per il gruppo Facebook, pressing altissimo del Napoli. Adesso ci siamo ragazzi, la vediamo, la possiamo raccontare. E quindi se si tratta di Maciac con Politano al centro e con, vedo, Zielinski molto vicino a Politano, ora c'è un intervento dell'arbitro per segnalare un fuorigioco di questo Forbes. Non conosco i giocatori del Cracovia. Siamo al 15° e 16 secondi dalla parte mia, non posso far partire adesso il timer perché sarebbe una follia. Posso mai farlo partire così, proprio a mano? Non credo proprio. Live output? No, non lo posso fare. Quindi il timer sarà per il secondo tempo. Attenzione, il Napoli prova un contrattacco con Politano, la cede sulla sinistra. Vediamo, si propone in questo momento il cross di Mario Rui che aspetta e c'è l'intervento del difensore del Cracovia, Zova, sul cross di Mario Rui con la sua solita faccia tirata, sempre molto teso, sempre molto che sente qualsiasi partita. Ringrazio Emanuele Simeoli, grazie mille amici miei, a tutti gli amici che supportano. Inquadrato Maciac o Makash o Maciash o Mashkash, Omar Sivori. Vediamo un pochino, lo spam è selvaggio, c'è questo calcio d'angolo per il Napoli. Attenzione, batti e ribatti, non riesce ad andare al tiro il Napoli, ma nel frattempo si iscrivono al canale. Flavio Varriale, se era iscritto anche un altro prima, benvenuti ragazzi, benvenuti, iscrivetevi, lo sapete. Questa è una live dove arriveranno molti dislike, sapete da chi? Da quelli che si aspettano di vedere la partita cliccando su questo link e si aspettano di vedere la partita. Ovviamente io non posso farlo perché abbiamo delle responsabilità e non posso permettermi di rischiare, ma vedo che voi vi siete organizzati e sugli altri canali YouTube si trova. Ovviamente se dovete andare poi tornate dopo, ci vediamo a fine primo tempo, lo capisco, vedere la partita è una priorità e quindi vi capisco tranquillamente. Ovviamente chi rimane qua però ha il mio cuore, diciamoci la verità, diciamoci quello che è. Volete il mio cuore, voi rimanete qua, ovviamente io apprezzo tantissimo. Nel frattempo si aprono una serie di link, vediamo se riusciamo a togliere queste signorine da mezzo. Benissimo, ce l'abbiamo fatta. Allora, Mario Rui in possesso di palla, vedo a centrocampo il duetto Lobotka-Elmas, quindi con Zielinski che adesso si abbassa. Ma ragazzi è come al solito è un ibrido, perché adesso Lobotka è vertice basso. Politano prende palla basso sulla destra, quindi probabilmente si è invertito di posizione momentaneamente con Maciac. Elmas, Politano, Maciac, Elmas, scambi stretti, palla che finisce a Malqui che torna da Elmas, che torna da Rachmani. Il Napoli ricomincia dalla propria metà campo. Grazie Amonra, that's exactly what you should do. Il cross di Malquit, attenzione, arriva come un pazzo Politano, ma viene anticipato dal capitano del Wisla Cracovia che, curiosità, ha una maglia targata Macron senza sponsor sul petto. Molto bella, devo dire la verità. Malquit prova l'incursione centrale, il passaggio rasoterra viene intercettato, cercava Zielinski, nel frattempo io bevo. Devo assolutamente bere, non c'è dubbio, è il possesso di palla, ora è il portiere del Cracovia, il Napoli aspetta, non parte in pressing forsennato in questa fase.
Il Cracovia fa girare il pallone e il Napoli rincula, si può dire, penso che si possa dire, ed è guardingo in questo momento con Zielinski che accenna un primo pressing, il portiere del Cracovia è fuori dalla propria area, riesce a servire il terzino sinistro che avanza, inseguito da Maciac, avanza il terzino sinistro del Cracovia, ora intervento buono di Malquit a liberare per un attimo l'area di rigore, ma il Cracovia recupera palla e la fa girare, si cambia lato e si va verso il centro, ancora sulla sinistra, scambi stretti della squadra polacca. Immaginate che io tengo i musicisti amici miei polacchi che stanno come i pazzi e che mamma mia, veramente così. Punto fermo e Bobotta, yes. Davide Maranta, assolutamente. Intervento in scivolata di Koulibaly a far sbattere il pallone sulle gambe dell'attaccante del Cracovia, quindi sarà rimessa dal fondo per il Napoli. Quando siamo al 20° e 13 secondi in questo momento, Koulibaly in possesso di palla, lancio lungo che non viene intercettato da Zielinski, recupera palla il Cracovia e ringrazio Falco. Attenzione, Marcozzi, portaci bene, Frosinone culone! Arbitro, arrestateli, chiamate i carabinieri. Lancio lungo, intervento di Ospina che torna a difendere la porta del Napoli dopo una serie incredibile di partite di Coppa, dove ha fatto anche bene con la sua nazionale. Frosinone culone, ma che ha fatto? Ma era fuori gioco! Aiuto. Fuori gioco. Avanza ancora il Wisla che non si arrende, mica stanno là ad aspettare a noi. Il Wisla Cracovia attacca, ragazzi, È partita vera, ecco perché noi quando diciamo il Napoli ha battuto il Bayern di Monaco, questo è importante, meglio che perdiamo oggi, sentite a me, meglio perdere. Bravo Malqui che va tosto sull'avversario, viene chiamato un fallo, ma ciò non vuol dire, va bene, perché vuol dire che Malqui si sta impegnando per diventare il difensore che Spalletti vuole. Questa è una cosa importante, ragazzi, perché Malqui è uno di quelli che si deve guadagnare il posto, deve convincere tutti noi. Nel frattempo c'è un calcio di punizione per il Cracovia, una sorta di corner un pochino più avanzato. Attenzione, il pallone sfila. Sì. Allora, buonasera Lino Bailo, sei incazzato Malquit, l'avete visto come sta tosto? È una cosa secondo me importante, l'atteggiamento di Malquit è importante, sono contento di questo atteggiamento, veramente. Quando siamo al 22° e 40 secondi ci sarà ancora un calcio d'angolo per il Wisla Cracovia. Vediamo un pochino di liberare quest'area di rigore. Ancora il Cracovia in possesso di palla, la ributtano verso il centro, il colpo di testa mi è sembrato di Elmas, ma c'è un fuorigioco, quindi il fuorigioco di rientro. Malqui in possesso di palla per Lobotka che si fa vedere, si gira velocemente il bravo centrocampista, ma poi cerca di servire Politano, il passaggio è corto, recupero palla di Bobotta, questo è importante, recupero alto di palla. Malqui ora per Rachmani, Koulibaly avanza molto, Mario Rui riceve palla ora da Koulibaly, si ferma, la dà indietro, rivediamo ora in possesso di palla, credo fosse
Zielinski che la perde ma la recupera, attenzione il Napoli ora ha un'opportunità con Zedadka, le finte, pallone indietro a Mario Rui che torna da Lobotka di prima, ancora c'è un fallo al limite dell'area su Zedadka. Attenzione, una buona opportunità, c'è stato un movimento di gambe e c'è stato il fallo sul numero 15 del Napoli che sta cercando di ritagliarsi uno spazio in questa squadra. In realtà si deve far vedere per essere venduto, ragazzi, perché noi non possiamo puntare su Zedadka, con tutto il rispetto per il ragazzo che ce la sta mettendo tutta, ma se vogliamo andare in Champions servono i giocatori forti, questa squadra è forte ma servono i giocatori forti. Mario Rui si prende una questione infinita, mentre ringrazio e do il benvenuto a Time Paradox. Zielinski sulla palla per questo calcio di punizione. Time Paradox, mi devi scrivere su Instagram o su Telegram, così ti posso aggiungere al gruppo Telegram. Amici miei bellini, tutti quelli che saranno abbonati saranno aggiunti al gruppo Telegram per gli abbonati. Parte Zielinski, il calcio di punizione non si abbassa. Ha tentato di sorprendere il portiere sul secondo palo. Calcio di punizione di Zielinski, ne abbiamo viste tirare poche a Zielinski per i vari tiratori che il Napoli ha. Il pallone non si abbassa, la traiettoria era anche precisa, leggermente alta sopra la traversa. Ok, 1 minuto di ritardo, grazie Belva per avermelo detto. In questo momento siamo al 25esimo e 45 secondi. Vi giuro che aggiornerò il banner per il secondo tempo, ci siamo, abbiamo avuto dei problemi tecnici, ma abbiamo gli inviati da Cracovia, abbiamo gli amici bellini che ci fanno sapere, che ci dicono, anche se io non vedo i collaboratori del gruppo Facebook che mi dicono le cose. Io sono troppo fortunato, sono una persona fortunata. Pieno di sonno, con una canzone da finire. Attenzione, Koulibaly viene superato nettamente dall'avversario, gli mette un gomito in faccia e qua ci poteva stare anche la munizione. L'arbitro richiama Koulibaly con la sua solita faccia abbraccia l'avversario, c'è fair play, però Koulibaly che t'ha fatto? E c'è messo gomito in faccia, e dobbiamo dirle le cose, o pensiamo no, quello Koulibaly è perfetto, no, un avversario così, gomito in faccia. Koulibaly non è che sei forte solamente contro il Bayern di Monaco, devi essere forte e dominante in tutte le partite, il top player, capite quando poi si parla di top player? Il calcio di punizione direttamente tra le braccia di Ospina, centrale. Al 27esimo il Napoli ancora in svantaggio clamoroso al Cibali. Rachmani, ora serve Malquit, il passaggio per Politano che ovviamente si alterna in quella posizione con Maciaccio, ma ragazzi, benvenuto Nicola Gaudiano, benvenuto La Paro, benvenuti a tutti. Amici bellini, io vi ricordo, per tutti quelli che fossero nuovi, io sono Valerio Fluido da New York, facciamo gli approfondimenti tattici, quando si può faccio la telecronaca, ce la vediamo live, altrimenti sono reaction che vengono postate subito dopo la partita, facciamo gli approfondimenti tutti i giorni, parliamo del Napoli, parliamo di tutte le cose belline, iscrivetevi al canale, perché da New York noi abbiamo uno sguardo oltreoceano, capito? Un po' diverso. Mentre l'amico inviato prova a riconnettersi, ma vedo che il device non è connesso, ci riproveremo, avremo un altro collegamento sicuramente. Zielinski, il colpo di tacco per Elmas, tenta l'inserimento in area, attenzione, recupera palla Elmas, prova il tiro ragazzo, no, prova un dribbling, riesce a superarne 3, viene messo giù e c'è il rigore per il Napoli, rigore conquistato da Elmas con grande caparbietà. Elmas ci ha creduto fino in fondo, tantissimi dribbling, pallone incollato al piede, ha fatto una mezza magia, poi un contrasto, un rimpallo, e quando gli tirano la maglietta, questo è un rigorino,
è un rigorino, non è un rigore clamoroso, ma la maglietta si allunga e quando la maglietta si allunga l'arbitro è tenuto a darti il rigore. Lino Bailo, come non tu puoi abbonare nuovamente al canale? Non sai come fare, amico mio? Ci sta scritto, attenzione, parte Politano, il tiro, la parata del portiere! Polità! E allora che facciamo? Tiro abbastanza centrale verso la destra del portiere, Politano con il suo sinistro, non forte, non ben angolato, non preciso. La faccia di Spalletti è tutto un programma. E ora c'è calcio d'angolo per il Napoli, dai ragazzi, sbocchiamola. Elmas di testa, non riesce a deviarla verso la porta, ci prova ora Rachmani a rimetterla in mezzo, il cross supera tutti e viene poi il pallone liberato dal Wisła Cracovia che resiste. Quando siamo al 29esimo e 55 secondi in questo momento, Zielinski in possesso di palla, viene sradicato il pallone dai piedi di Zielinski, il Napoli ci deve spiegare Wisła Cracovia-Napoli. Il calcio è così, il calcio è così, il calcio d'agosto è così, specialmente. Ma se noi pensiamo che abbiamo battuto il Bayern di Monaco, quindi siamo forti, e poi andiamo a Wisła Cracovia senza squadra, perché senza squadra sicuramente. Ecco il titolo di domani: Napoli Osimhen dipendente, non si può giocare senza Osimhen. Questo è il titolo di domani, ma l'avevo detto prima io. Gli amici bellini, quelli là del gruppo Telegram, già lo sanno perché gliel'avevo detto in anteprima. Domani si dirà Napoli dipendente. Maciac si butta in avanti, entra in area, cerca spazio, pallone dietro per Mario Rui, Zielinski cerca di girarsi, il pressing del Cracovia è furibondo, forse è nato ancora, Maciac prova lo spunto, ma si porta il pallone direttamente sul fondo. Ringrazio Falco 75, portiere culò, una iella scalogna. Grande Rita. Sì, ma noi siamo rilassati perché sono partite non ufficiali e vi ripeto, queste sono cose importanti che vanno vissute adesso, perché adesso Spalletti a fine primo tempo deve dimostrarci l'esperienza dell'allenatore che ne ha viste tante, che ne ha vissute tante. Ma non è che questi giocatori sono tutti giovani. Tra questi giocatori ci sta un Koulibaly che dovrebbe dire: ragazzi, dai, ma che stiamo facendo? C'è uno Spina che è il patron, capitano morale anche della sua nazionale. Mario Rui ne ha viste tante. Non mi aspetto da Elmas la scossa, non me l'aspetto da Zielinski, che magari è un leader tecnico ma non credo sia uno che trascina i compagni. Politano ne ha viste tante. Zedad che è Maciac li devi trascinare tu, non ti puoi aspettare che ti trascinino loro. Quindi adesso è il mister che ci deve dimostrare. Speriamo che il Napoli sia in grado di recuperarla da sola, ma se non ci riesce, entro la fine del primo tempo, a fine primo tempo la svolta, il mister che parla. Attenzione, Mario Rui, il cross viene ancora ribattuto in calcio d'angolo da un difensore del Cracovia in scivolata. Questi sono i momenti importanti e ringrazio Michele D'Ambrosio, me lo stavo quasi perdendo. Grazie amico mio. Napoli Osimhen dipendente, Spalletti out immediatamente, ma subito, facciamo anche la rima. Il cross ribattuto dalla difesa del Cracovia, recupera palla Mario Rui, ancora un cross, pallone per Elmas, il tiro non lontano dal palo, il tiro al volo di esterno destro finisce fuori. Purtroppo c'è stata una buona occasione, ma dobbiamo fare di più. Ora c'è anche da aggiungere, non possiamo fare drammi. Il Napoli, se non ha Osimhen, avrà Mertens. Il Napoli, se non avrà ancora Mertens, se non avrà Osimhen, avrà Petagna. Se non avesse Petagna, avrà
comunque Lozano un Insigne da adattare, cioè se adatti Politano lì magari c'hai Lozano sulla destra o comunque hai Insigne dall'altra parte, cioè rendiamoci anche conto che è difficile essere pericolosi anche contro una squadra di Serie D se non hai giocatori che sanno fare il proprio ruolo e hanno le caratteristiche adatte per giocare a calcio. Avrà brava Rita che prende sempre gli hashtag giusti. Quando siamo? Voi siete al 36esimo, io sono al 34esimo e 20 secondi. Malquit per Rachmani, Bobotta di prima, sponda che ritorna da Rachmani, Malqui attaccato, si torna indietro ragazzi, si torna indietro. Il Napoli con il Bayern era molto più propositivo, evidentemente era anche l'atteggiamento del Bayern che ci permetteva di esserlo. Il Wisla ovviamente fa schermo, fa muro, il tiro di Zedadka non inquadra la porta, tiro altissimo, curva. Ci fanno rivedere l'errore in impostazione di Rachmani, l'uscita alla disperata di Ospina in scivolata e poi il gol praticamente a porta vuota con tentativo disperato di Koulibaly di salvare tutto. Questo purtroppo riecheggia l'errore di Rachmani, quello però fu un retropassaggio, questo è stato un errore in impostazione, un po' di distrazione, un po' di leggerezza, diciamo superficialità, ecco come possiamo chiamarlo. Un po' di superficialità. Si avanza ora Lobotka all'1-2, il cross al centro. Ha tentato Lobotka che recupera bene palla, molto voglioso Lobotka, il cross ora di Mario Rui, Politano, controllo difettoso. Ora è Rachmani che prova a mettere una pezza, ancora una scivolata da parte di Zedadka per fermare il contropiede del Cracovia, ragazzi, che ce la sta mettendo tutta. Il Napoli deve sudare per recuperare questa partita, non è facile. A quanto stiamo, amico mio, lo vedi qua sotto, 1-0 per il Krakow, è tutto vero. Chiedo agli amici di non spoilerare perché io sono in ritardo con la telecronaca, ma mi rendo conto ci sono problemi tecnici, quindi non vi preoccupate, stiamo rilassati. Recupero alto del Napoli, Mario Rui si ferma, guarda verso il centro, cerca un'idea, non la trova perché il passaggio verso Elmas viene intercettato. Ovviamente non puoi crossare alto perché non hai Osimhen, devi trovare i giocatori in un certo modo. L'anticipo di Malquit non finisce, non lo completa e il Cracovia recupera il pallone e non rinunciano a scambiarsi palla, non è che la buttano lì davanti a caso, passaggi brevi, a volte ad un tocco, a due tocchi, recupero palla di Maciac che si invola, attenzione a un altro avversario davanti a sé, il pallone verso Zedadka, il tiro parato dal portiere. Ragazzi, questa è la freddezza, capite? Stai solo tu a porta e comunque il portiere grande uscita e Zedadka non è riuscito a segnare al portiere del Cracovia e Maciacci quello che doveva fare l'ha fatto. Zedadka tiro di punta in faccia al portiere. Queste sono le differenze. Allora no, ma Zedadka non è male, no? Noi diciamo perché ha fatto una partita discreta. Questo è il male, nel senso che un giocatore Serie A, un giocatore che gioca in Europa, questi gol li fa, in qualche modo li fa. Dai, non scherziamo, si deve fare mercato, ragazzi. Il mazzo non basta. Non basta. Polli, ciao. Dai. Politano adesso molto abbassato, vediamo Maciac più in avanti, pallone che viene Zielinski, pure mi sembra che stia giocando una mezza chiave detta proprio come me la sento. Fallo di mano di Mario Rui quando siamo al 38esimo e 20 secondi. Bene, è importante perdere questa partita, è importante giocare male, è importantissimo, questa è ottima ragazzi, è ottima perché
non perché ci eravamo esaltati col Bayern. Dice, io no, io non è che mi ero esaltato, abbiamo detto non significa niente, però ci aveva fatto piacere. Questo è ottimo per la società, che sia un segnale per la società. Tu vuoi andare in Champions League, l'obiettivo è il quarto posto, servono i giocatori forti, uomini forti. Mario Rui, il cross sulle gambe dell'avversario. Ok, sì, ma già fa sfottere dagli amici miei polacchi, poi a fine di questa partita poi mi sentite. Zielinski, ancora un passaggio nelle gambe dell'avversario. Oh, e dovete dimostrare che siete dei giocatori che giocate nelle vostre nazionali, questi qua non li conosce nessuno. Dovete dimostrare, non mi interessa che calcio d'agosto, dovete dimostrare. Dai. Il cross di Mario Rui, ha anticipato ancora Maciash. Ovviamente magari nel secondo tempo le energie potrebbero venire meno, però è importante, sono contento, questo è un segnale. Calcio d'angolo, Politano, parte la rincorsa, spiovere ad uscire, il cross non raggiunge nessuno, ora è Zielinski, prova a piazzarla. Bocca mi incazzo, vedi? Mo mi incazzo. E stavo per dire una cosa che mi sono fermato in tempo. Stavo per dire una cosa, ma mi sono fermato in tempo perché non è rispettosa per la community LGBTQ. Perché questo tiro di Zielinski è il tiro e non sarebbe rispettosa verso la community, quindi non lo dico. Tu devi sfondare la porta. Ancora Zielinski cerca uno spunto, il passaggio viene intercettato, c'era un inserimento di Elmas all'interno dell'area, ma ringrazio Paolo Zocco, avevo intravisto una cosa, era un super sticker. Grazie mille Paolo, grazie a tutti ragazzi per il supporto, vi voglio bene veramente. No, ma perché veramente Pepsi, cioè qua qua ci devono spiegare Wisla Cracovia Napoli, qua ci devono spiegare, ma con me. Il cross, attenzione, ancora libera l'area, c'è un calcio di punizione ora guadagnato da Mario Rui, intervento di Yeboah. Wow, ve lo ricordate Tony Yeboah? Che grande attaccante. Tony Yeboah, il calcio quello là che ci piaceva a noi. Se l'è un po' preso questo calcio di punizione Mario Rui, si è messo davanti bene. Di esperienza sul pallone c'è Zielinski e Mario Rui per questo cross, diciamo dal limite dell'area. Questo calcio di punizione parte Mario Rui, si ferma un attimo, si muove Zielinski. Il cross di Rui, anticipato di testa ancora una volta il pacchetto dei saltatori del Napoli, ma qui recupera palla, la cede ad Ospina, che è molto fuori dalla sua area di rigore, alza la testa, lancia verso Politano, che ha un po' di spazio, ma il pallone non gli arriva. E vabbè. Sì, Davide De Luca ha ragione, ragazzi, è calcio d'agosto, freno a mano tirato, non si deve nemmeno... Può essere anche, vi aggiungo un'altra cosa, come non è stato chiamato Osimhen per questa trasferta, un po' anche a livello precauzionale, perché Osimhen è difficile trattenerlo, quando lui si vuole buttare nella mischia così, può anche essere, ascoltatemi bene, è un'ipotesi, ma è solo un'ipotesi, può anche essere che nello staff si sia detto ragazzi non ci uccidiamo, cerchiamo di non infortunarci tutti. Virgilio,
È importante fare degli errori adesso. Sì, Vigili, io sono d'accordissimo su questo, perché bisogna scoperchiare i vasi di Pandora e far uscire tutte le problematiche in modo tale che sia a tempo di porre rimedio, sia nei giocatori su cui tu stai puntando, per esempio Lobot che in questo momento si è girato bene ma ha sbagliato il passaggio. Allora sui giocatori su cui te stai puntando, Zielinski stai puntando, bisogna fare una chiacchiera con Zielinski. Zielinski, ti ho visto un pochino frufru, un pochino frivolo, non decisivo, un pochino a cercare la giocata un pochino bella da vedere in Polonia. No, non va bene, resti in panchina se è così, perché devi sfondare la porta. Quindi sui giocatori su cui punti e sui giocatori su cui non puoi puntare perché non sono all'altezza di fare la Serie A, di fare l'Europa League e di avere continuità nelle prestazioni, perché altrimenti il Napoli ci deve spiegare, Wisla, che cosa è successo prima di questa partita. Non l'hanno preparata bene, Insigne avrà chiesto il contratto, De Laurentiis non gliel'ha dato e la squadra sta perdendo apposta perché sono tutti contenti di Insigne che merita un contratto da 7 milioni e la squadra sta perdendo apposta. Ma Santa Riccione, si deve dire così, perché continuano gli articoli con le ipotesi, con le cose, sulle le mezze verità. Io invece di fare ipotesi e mezze verità me la sono rivista Napoli-Verona. Ragazzi, ho rivisto solo il primo tempo, il secondo tempo poi non ancora, ma il primo tempo è importante per capire se uno se l'era venuta la partita, oppure se dovevi perdere per forza, oppure se qualche cosa non andava. Ragazzi, abbiamo giocato malissimo Napoli-Verona, malissimo. Non abbiamo azzeccato un passaggio, ma non significa che tu l'hai fatto apposta. È che non ce la facevi proprio. Quando il Verona attaccava andavano al doppio della nostra velocità. Di Lorenzo non si muoveva da terra, Insigne non riusciva a indovinare un passaggio, Fabian ne faceva una buona e una malamente. Ancora vogliamo parlare di Napoli-Verona? Miucat na chiavaca. Finisce il primo tempo. Ci fanno rivedere l'erroraccio di Rachmani, ma c'hai due attaccanti davanti e tu cerchi Lobotka là, ma sparala in curva. Vediamo se il nostro amico dalla Polonia ci recupera. Mamma mia ragazzi, ma che vergogna, ma ci devono spiegare Napoli Pro Vercelli, ci devono spiegare Wisla Cracovia Napoli, ci devono spiegare veramente. Che bello, l'amico ci manda altri video direttamente dallo stadio, ve li faccio vedere così per ora. Guardate, si vede pure il TVB sul campo, che cosa straordinaria. Vediamo se riusciamo un mini collegamento, se puoi, così abbiamo delle sensazioni dallo stadio. Vediamo un pochino. Grande Time Paradox che mi ha scritto, dopo ti aggiungo amico mio. Non ricordatemi l'errore di Ramani a Udine. È un pochino diverso perché l'errore di Ramani a Udine è ovviamente il retropassaggio verso il portiere calcolato male, se non ricordo male, e però abbiamo detto, ha fatto una buona stagione Rachmani quando è stato chiamato in causa, però ci ricordiamo di quell'errore appena fu chiamato in causa e ci ricorderemo di questo adesso. Quindi Rachmani il nuovo Chiellini? No, è un giocatore che può fare la riserva, va benissimo, però no, ma tutti fanno gli errori, li fa Koulibaly, li fa Manolas, devi cercare di farne meno possibile. Allora, leggiamo un pochino di messaggi. I giocatori stavano in barca. Questa ce la spiegheranno perché il presente, magari, vediamo la conferenza, perché questa volta la conferenza si fa. Bello, bellissimo, oggi la squadra, ottima squadra per la retrocessione oggi, concentriamoci sul timer, sì, lo facciamo ripartire, stavolta avrete giustamente dall'1 al 45esimo, non dal 45esimo così, ma voi accetterete tutto quello che facciamo. Puoi abbonarti al canale per avere badge, bla bla bla. Gli amici bellini bellissimi. Abbiamo
Pollitano in campo, lo stavo cercando, vogliamo spiegazioni, ce lo devono dire. Che squadra è scesa in campo? Quelli che abbiamo, ragazzi, quelli che abbiamo in questo momento. Ci sono molte defezioni. Va fatto il mercato, definita la rosa, punto. Buon pomeriggio Vincenzo, buon pomeriggio Francesco Fucci, mi è piaciuto il commento tecnico di Giannissi, sta giocando una mezza... Ma è così, è così. Pesano le assenze di Yusai e Maksimovic, anche questo è un commento memorabilino e Pino non ci delude mai. Io ricordo l'errore di Malquit che passò a CR7 e indusse Meretta a un rigorino, quello era il non rigore, me lo ricordo benissimo Micco, assolutamente, l'intenzione del fallo. Guarda come Spalletti vuole la difesa su palla inattiva, tutti in linea e terzini invertiti. Ottimo spunto Nicola, lo sai che adoro queste cose. La cosa più entusiasmante è stato il tweet di Di Marzio che parla di Lukaku al Chelsea e Petagna all'Inter. No, vabbè, Petagna all'Inter. Leonardo, io ho fatto un video ieri notte che è uscito stamattina per voi. E la notizia che può uscire al massimo è che l'Inter si prende Zapata, l'Atalanta si prende Belotti e il Torino si prende Petagna, ma Petagna all'Inter non diciamo stupidate. Uscirà la notizia, l'Inter sta facendo un sondaggio per Osimhen, uscirà la notizia Mertens magari ci sta pensando ad andare all'Inter. Zedad che si è mangiato un gol, abbiamo campioni che hanno fatto di peggio in partite molto più importanti, senza dubbio Nicola, ma lo fanno tutti, figuriamoci. Opinione scomoda, Bernardeschi meglio di Politano, polemica sì, ma figurati, ci sta, almeno per quanto riguarda il nostro, come si dice, i nostri ricordi freschi. Bernardeschi i 2 di rigori che ha tirato li ha messi dentro per l'Italia, sono stati 2 rigori decisivi e questo rigore Politano l'ha sbagliato, non possiamo dire altro. Il Wisla ha 3 settimane di preparazione senza dubbio, Wesley, senza dubbio, frega zero del risultato, senza dubbio. Io questo lo premetto sempre in calcio d'agosto, lo premettiamo sempre, non facciamo nessun dramma. Però io sono contento perché ti rendi conto, ti fai un bagno di umiltà. I giocatori, tu società ti fai un bagno di umiltà sui giocatori che magari rischi di sopravvalutare e dice ma noi ce lo teniamo a Zedad, Gavice e Insigne. Forse no, forse serve qualcosa in più. È un bagno di umiltà per i giocatori che invece si sentono fortissimi e dice io posso andare a giocare al Real Madrid, sto parlando di Koulibaly. Il ragazzino del Wisla Cracovia ti ha lasciato sul posto e sei stato costretto a fare un fallo col gomito, se n'è andato via. Allora, se tu giochi con un giocatore contro un giocatore che è 5-6 categorie inferiore rispetto a te, perché di questo stiamo parlando, anche se loro stanno in forma e tu no, te lo devi mangiare, non la deve proprio vedere il pallone. Tu Koulibaly, tra i migliori difensori al mondo, quando vuole. Quando vuole. Quindi un bagno di umiltà che va bene, ci può stare. Non dispiace. Allora, Matteo, ricordiamo il tifoso, siccome tu i rigori li tiri meglio di Bernardeschi. Sì. Grazie Luigi, ma sono intuizioni e se le condivido con voi mi fa piacere. Però fra 20 giorni incomincia il Camposanto, che poi sarebbe il campionato, ma che rischia di essere il Camposanto. Francesco Caputo. Ancelotti out immediatamente anche. Vediamo se l'amico riesco ad aggiungerlo. Vediamo, ci sarà un macello di lag incredibile. Vediamo se riusciamo a farlo, ragazzi. Vediamo un pochino. È un tentativo estremissimo di collegamento via satellite con la Polonia. Vediamo l'amico Alessandro, in questo momento è in caricamento, ma Tutino è una grande domanda, perché uno avrebbe potuto pensare di portarlo. L'idea che mi viene mi fa pensare che se non se lo sono portato forse è già addirittura di partenza, valigie pronte
per andare a Parma, anche perché ricordiamo che dopo questa partita il Napoli andrà direttamente a Castel di Sangro, quindi pure un fatto di spostamenti, insomma può essere pure che a Castel di Sangro non ci arriva proprio Tutino. 250 like, Polli, ma veramente stiamo facendo con 420 persone collegate? Non parlo più. Non parlo più. I mod che si fanno culo così, che vi aiuto, gli amici bellini che supportano, i collegamenti da Cracovia e non c'è un like a testa. Voi dovete lasciare 2 like a testa. No, non parlo proprio più. No. Oh, si va in galera, si va in galera. Oh. Ah. Sì. No. Dovete lasciare il like. Dovete lasciare il like anche perché questa è la classica live dove arrivano i dislike e voi dovete, come si dice, li dovete combattere. Vedi che Chris Nard vi ricorda anche che sono gratuiti. Pensa un po' che fortuna. Avete una cosa che a me mi fa piacere che è gratuita. Pensa un po'. Pensate un po'. Mettetevi nei miei panni. Mettetemi nei miei panni. Ta 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 ta. Ok. Mettete il like. Fabian è convocato? No, amico mio. Fabian non è stato convocato. I lurcatori out. La Bruce e Coca-Cola. Sì. Allora. Vediamo un pochino di far partire il timer almeno per il secondo tempo. Mi ero dimenticato il like, ma pure questo capita, Amor, pure questo capita, io per questo ve lo devo ricordare, che uno capita. Spolliciate. Sarò onesto, me ne ero dimenticato. Non so se metterlo a questo punto leverebbe il disonore causato, mi tanto vale mettere il dislike. questa è finanza creativa, amico mio. Questa è essendo il like gratis. Non so se leverebbe il disonore causato, mi tanto vale mettere il dislike. Pensaci, ti dico io, pensaci, ragionaci un po'. Io comunque credo che comunque andrai nel Valhalla un domani. Cosa ne pensi di Giovanni Mucciaccia? Zinedine Maciaccia? Amico mio, io non lo so se ha fatto qualcosa nei primissimi minuti, ma io non vedo niente, sinceramente, non vedo niente da parte di Politano, non ho visto uno spunto, non ho visto niente da parte di Maciaccia, non ho visto niente da parte di Zedat, e quello che mi fa più male è Zielinski, perché Zielinski, un giocatore come Zielinski, una difesa come quella del Wisla Cracovia te li devi mettere in tasca, li devi superare in dribbling, li devi, non dico li devi umiliare, ma non puoi soffrire la difesa del Wisla Cracovia, assolutamente mai. Niente Telomare, Caffè Napoli 1926. Amico mio, mi sto organizzando col merchandise anche sotto questo punto di vista, grazie per avermelo ricordato. Grazie Marco. Mi sto organizzando su fluido.net, i potenti mezzi. Capito? Almeno questo mi aspettavo, no? Fai vedere, cioè spacca tutto, svogliatuccio. Bravo. Bravo Luigi. Anche queste sono cose vere che noi non consideriamo mai. Questi vanno in campo, dovete vincere per forza. Ha appena avuto un bimbo, non si dorme, hai ragione. Lozano non doveva tornare ieri, io non ho sentito nulla. Angela, no, non mi risultava che doveva tornare ieri, lo aspettiamo a Castel di Sangro sicuramente per valutarne le condizioni. Sono tornati ieri i campioni europei, questo sì. Altro il quarto posto, questo è da settimo posto, ma sempre Forza Napoli, non c'è dubbio, amico mio. Su questo non c'è dubbio. Yam Bell, ora vediamo nello spogliatoio il metodo Spalletti. Giustissimo Falco, giustissimo. Pietro, ti saluto. Tu ti iscrivi al canale, lasci il like.
ma Ciaccia ha fatto un assist per Zidane, che sì, vabbè, sì, quella discesa solitaria, un pallone recuperato, sì, questo lo consideriamo, però insomma, non è che, mamma mia, che ha fatto una visione di gioco, un passaggio rasoterra senza avversari davanti. Chi abbiamo in panchina? E abbiamo i soliti, abbiamo Zanoli, abbiamo... Chi abbiamo? Franuto. Napolitano se ne vuole andare, non ha fatto mezza cosa e nessuno è amichevole, è vero? Niente attacchi personali, niente offese, al di là dell'errore in uscita, meglio farle ora e lavorarci, sì. Anche se lì, ragazzi, c'è poco da lavorarci, non lo devi fare e basta. Non mi cioè, l'errore di concetto, non c'è un errore di concetto, cioè tieni due avversari davanti, tu la dai proprio là, probabilmente sì, il rischio è evitabile. Le polacche, stanno inquadrando le polacche, vi state facendo, fate i bravi, abbiate rispetto, non vi allupate, non fate commenti allupanti. È proprio, capito, c'hai due attaccanti davanti, Raccapani, chi sta fatto pure un gol incredibile che ha trovato un angolo non facile nemmeno, al volo, proprio di sinistro a volo, a girare, ad aggirare anche Koulibaly. Lobo è dentro il gioco? Sì, giusto. Anche Elif, vedo idee nuove e lavoro, di certo stiamo perdendo, non va bene. Sì, sono d'accordo col tuo messaggio in toto, amico mio. Stiamo vedendo, questa è un'altra prova per capire Elmas se può giocare a due, che secondo me può farlo, come può farlo Zielinski. Ecco, in questo caso, per esempio, se da Zielinski non ci arriva molto in fase di attacco, e io metterei Elmas più avanti, che comunque il rigore se l'è procurato tra dribbling, rimpalli, si tira la maglietta un pochino, si lascia cadere, ma comunque se l'è procurato. Poi l'errore dal dischetto di Politano non benissimo, Francesco, mi aspetto qualcosina in più. Mi aspetto da quanto tempo, grande Losco, mi mancavate amici bellini, però ho visto tutti i video, ho sempre messo il like, sei un grande, grazie amico mio. Con le mogli che si ritrovano e si vogliono, chi ci facesse ad allenarsi tenesse proprio le fitte in dei fianchi, assolutamente. Ragazzi, scattano veloci tutti i vostri messaggi, vi voglio bene, ti riempio di like se mi dici come ti posso mandare. I like, amico mio, stanno lì, stanno qua sotto, c'è il tasto like. Questo è l'unica cosa che puoi fare, il tasto like grigio chiaro, fallo diventare grigio scuro o blu scuro. That's it, Luigi. That's it. E vedi di iscrivermi su Instagram @ValerioFluido, così riesco ad inserirti. Guarda Mario Rui e Zielinski come... Ecco qua. Si discute. Mario Rui con la mano davanti alla bocca, Zielinski che dice ma tu me le arai, ed evidentemente questo è lo spunto che vi dicevo prima, che vi dicevo nell'altra partita, che Mario Rui sempre testa alta contro il Bayern a lanciare, perché avevi Osimhen, evidentemente non vede lo stesso movimento e non la lancia. Spalletti gli ha chiesto delle cose diverse, non lo sappiamo, ma il Napoli è pronto a ricominciare. Facciamo partire il timer stavolta, stop, eccoci qua. Riparte, diciamo che 45esimo, voi fate i vostri calcoli, io che non posso fare. Benvenuto Francesco Del Prete, benvenutissimo, e speriamo di non spoilerare. Napoli in questo momento siamo al 15esimo, tutto a posto. Ospina recupera il pallone, la cede a Rachmani, déjà vu, fermati, guarda avanti, non darle la paura un gol, pallone dietro per Koulibaly, ancora un rischio. Rachmani, Elmas, si perde palla di nuovo. Non sta funzionando. Allora Gattuso out, il partire dal basso, la distruzione dal basso, la fa pure Spalletti allora. Lancio di Elmas direttamente sul petto dell'avversario. No di Elmas, scusatemi, no di Elmas, di Rachmani di nuovo. Ancora il Wisla Cracovia, entra in aria. Mamma mia che schifezze. E come siamo entrati bene in campo dopo le parole di Spalletti. Mamma mia che schifezze. Qua c'è molto da lavorare, ma moltissimo. Mamma mia le schifezze.
E altro che approfondimento tattico domani. Domani c'è l'approfondimento tattico. Sappiatelo. Sappiatelo che dobbiamo analizzare cose buone e cose cattive. Adesso il Napoli fa 4 gol, non c'è dubbio. Non c'è dubbio su questo. Lobotka, serve Mario Rui che scavalca Zielinski, serve Zedatka, ancora pallone indietro a Mario Rui che serve Lobotka, trova Zielinski sul versante sinistro, il pallone per Mario Rui è impreciso da parte di Zielinski e riparte il Wisła Kraków, che si vede che stanno più freschi, che hanno più preparazione, che hanno già cominciato il campionato, insomma. O lo cominciano tra pochissimo. Riparte Zielinski, si ferma, guarda in avanti, scambio con Maciaccia, ancora un controllo difettoso di Zielinski, palla che finisce a Zedatka, ancora Maciaccia in posizione di fuorigioco, Zielinski si allaccia agli scarpini. Mamma caro. Molto inquadrato Zielinski in questo momento, giustamente sotto i riflettori il polacco. Questo diventa un meme. Spalletti è un distributore automatico di meme. Hanno fatto un'inquadratura dove lui fa così, non so di cosa, forse parlava del fuorigioco, tanto così non lo so, ma diventerà un altro meme, ne sono convintissimo. Il tiro di Zedatka ribattuto, Elmas non riesce a ribadire dopo un rimpallo, si arrabbia tantissimo Elmas, ce la sta mettendo tutta il macedone. Purtroppo non gli viene bene. Si vede Elmas darebbe tutto in questo momento per essere decisivo, per guadagnarsi un posto da titolare, non da prima riserva in questa squadra. Il ragazzo è capacino e volendo è anche volenteroso. Ancora un recupero palla di Lobotka che mi sembra in partita, mi sembra in palla, comunque con voglia di recuperare palla ogni volta che il Napoli la perde. Avanza Malqui, si giostra sulla destra, ancora è Politano, Elmas. Non avere un punto di riferimento in avanti, ragazzi, si soffre, perché attenzione, il lancio di Koulibaly, arriva Mario Rui, il cross al centro e Zedatka viene ancora una volta anticipato dal suo avversario. Il cross questa volta era buono di Mario Rui, cross basso, cross da spingere in porta, ma Zedatka ci va col destro invece di andare con il sinistro. Questa poi è la differenza. Se invece ci vai con il sinistro, anticipi il difensore. Se ci vuoi andare col destro perché è il tuo piede preferito, perché hai paura di sbagliare, dai il tempo al difensore di anticiparti. Queste sono le differenze. Le differenze. Calcio d'angolo per il Napoli, non ci arriva Rachmani. E riparte il Wisła Cracovia. Zielinski fa buona guardia e Malqui serve Ospina, che ha accanto a sé Mario Rui e lo serve. Rachmani, Koulibaly, avanza palla al piede, Koulibaly si ferma, cerca un'idea ancora, scambio vicino con Rachmani. La manovra non è fluida per niente, c'è poco movimento. Rachmani trova un buon filtrante per Maciac che viene ora in avanti, avanza Malqui, palla al piede, riesce a superare l'avversario, proverà a mettere il cross, si aggiusta il pallone, il cross è altissimo, tenevi tutto il tempo del mondo. Il cross altissimo per chi era? Mentre Lobotka va in pressing e con l'aiuto di Koulibaly il Napoli recupera il pallone. Ospina con i piedi ancora per Lobo,
che avanza palla al piede, alza la testa, cerca un'idea, la trova in Malqui. Il controllo del terzino dalla capigliatura molto estroversa, non si dice così in italiano. Attenzione, ancora un 1-2, Zedadka, Maciac, Zedadka, c'è un fallo al limite dell'area. Con coraggio qui si è lanciato Zedadka di testa per avanzare con il pallone e c'è stato l'intervento del difensore, credo sul pallone, quindi c'è stato un contatto piede del difensore, pallone, testa di Zedadka, niente di grave. C'è stato anche un po' di dramma, il drammone, no mamma mia, non ha fatto niente, ma va bene così. Calcio di punizione da posizione interessante per Mertens, se ci fosse Mertens, ma non c'è, quindi ancora abbiamo Mario Rui e Zielinski sulla palla, Mario Rui con il sinistro o Zielinski, zona simile a quella del primo tempo dove non aveva inquadrato la porta, ancora Zielinski, parte la rincorsa, salta tutto, pallone fuori, non ho visto nemmeno l'esecuzione, inquadrato anche Mario Rui, è saltato proprio un attimo. E quindi adesso la rivediamo. Era partito questa volta Mario Rui per sorprendere. Per sorprendere. Ancora un minimo di fazzolettino di sfaccima da parte del Cracovia. Pressing alto del Napoli. Ma ne esce bene. Attenzione, pallone recuperato da Mario Rui. Ancora un fallo su di lui. Mario Rui anticipa l'avversario che in ritardo è costretto a far fallo. Recupero alto di Mario Rui, positiva questa cosa, lo vedo deciso. Non ci sta, Mario Rui non ci sta a perdere questa partita. Secondo me sente la responsabilità rispetto ai propri compagni, dice almeno tengono un po' più di esperienza. Ma viene servito male da Koulibaly. Male Koulibaly, male in impostazione Koulibaly. Sono fragili mentalmente. Male. Pressing del Napoli che porta il Cracovia a lasciarla in fallo laterale. Mario Rui ora per Maciac, il controllo, il passaggio per Zedadka che ha uno spunto. Stavolta l'arbitro non chiama il fallo. E sarà fallo laterale per il Napoli. Mario Rui all'indietro verso Koulibaly che serve Rachmani, che alza la testa nel centro di cerchio campo per Lobotka, sponda di Lobotka ancora per Rachmani, Malqui, passaggio sulla sua verticale per Politano, errore di Elmas, il Napoli perde palla. Tenta un recupero Zielinski, tenta la scivolata Mario Rui, fallo. La palla non l'hai vista proprio. E l'arbitro a muso duro. Vabbè, l'ha sfiorato il pallone, ma alla fine prende solo la gamba. C'è il giallo per Mario Rui, giusto. E Mario Rui, mentre controlla le condizioni del proprio avversario, ne dice 4 all'arbitro. Fair play da parte di Mario Rui. Sto ragazzino è forte, se ne va a Koulibaly, se ne va a Mario Rui. Ma è possibile che Mario Rui si piglia la questione con l'arbitro come se fosse un suo compagno di scuola? Proprio faccia a faccia, così quasi testa a testa. È proprio un tag life, Mario Rui tag life. Calcio di punizione per il Wisla Cracovia, il cross viene spizzato da un difensore del Napoli, ora il capitano del Wisla Cracovia che si trova con Mario Rui sulla destra, lo supera, Mamma Carmen, parte il tiro e c'è il gol del Wisla Cracovia in fuorigioco. Benvenuto Keracheotto, gol del Wisla Cracovia in fuorigioco
millimetrico, perché il capitano dalla sinistra che aveva superato Mario Rui se l'era bevuto manco Messi contro una squadra di Serie B spagnola. Poi è andato al tiro, il tiro è venuto un po' sbilenco, rivediamo il tiro sbilenco, ma sinceramente poi vorrei pure rivederlo questo fuorigioco perché era in linea. Secondo me lo teneva in linea Koulibaly e ci hanno graziato per pietà, perché facciamo pietà oggi. Lobotka nel centro di cerchio campo, Koulibaly, il passaggio ora è per Zedatka che ha un po' di spazio davanti a sé, punta l'avversario, rientra verso il destro, il pallone per Maciac, è complicato, Maciac riesce a controllarlo, a servire Zielinski, accanto a sé Mario Rui, lo serve, alza la testa Mario Rui, non ha soluzioni al centro dell'area ovviamente, e quindi Zielinski è costretto a tornare indietro da Koulibaly e si ricomincia da capo, senza idee. Il Napoli non ha idee, errore grave di nuovo di Rachmani, Mamro Carmelo Guaiù. Che stiamo vedendo oggi? Ancora il Cracovia in possesso di palla e deve far fallo ancora su questo ragazzino, ancora Koulibaly. Yeboah, ragazzi, ora tutti quanti pigliamoci Yeboah. Si stanno divertendo Yeboah e Koulibaly. Voglio capire questo Yeboah se è tipo senegalese, se sono amici. Sai, mi interessano queste cose qua un po', come si dice, è del Ghana, è ghanese questo Yeboah, 24 anni, del 1997. Non male sto ragazzino, che ora parte quasi con una rincorsa alla Cristiano Ronaldo, il tiro forte e Ospina la deve allontanare in maniera goffa. Parata alla dita e pallone che resta in zona del calcio d'angolo e adesso entrano le riserve del Wisla Cracovia perché ne abbiamo avuto abbastanza. E vediamo le riserve se ci riescono a far segnare. Ragazzi, io non sarò, ve lo dico prima, io non sarò vedovella di Gattuso, io non attaccherò Spalletti per difendere Gattuso, io attaccherò Spalletti se dovrò attaccare Spalletti. Questo mettiamolo subito in chiaro, Mettiamolo subito in chiaro. Questa è stata fatta questa scelta. Io sono stato contento che almeno Spalletti ha dell'esperienza. Spalletti miracoli li può fare? No, servono giocatori forti. L'ha detto stesso lui ha scaricato la responsabilità, ha detto servono i giocatori forti, altrimenti io i miracoli non li posso fare. Benissimo. Abbiamo una difficoltà, un momento di crisi. Ok, questo è una simulazione di momento di crisi, stai senza attaccanti, come quando il Napoli ad un certo punto era senza attaccanti l'anno scorso, non c'era Osimhen, non c'era Petagna, non c'era nemmeno Mertens, non c'era nessuno e abbiamo dovuto giocare con Elmas prima punta, Lobotka sotto la punta e Gattuso è stato massacrato perché non ha saputo gestire i momenti di crisi. Io qua con il Wisla Cracovia abbiamo perso con il Granada dovevamo vincere anche con la primavera del Napoli. Non funziona così, il calcio non funziona così. Con il Granada, con il Cracovia, con la Pro Vercelli, se i giocatori non sono adatti tu perdi, le partite le perdi. Può essere un allenatore di grido, può essere Mourinho, può essere Spalletti, può essere chiunque. Se i giocatori non sono adatti a fare un certo tipo di gioco, la partita la perdi. E ricordiamoci queste cose. Quando siamo al 61esimo, come vedete anche dal mio creativo timer, il lancio di Politano a cambiare tutta la fascia, a trovare Zedatka, buono lo stop e il passaggio per Mario Rui, si ferma e torna da Zedatka,
il cross a cercare ancora Politano, anticipato, recupera palla Politano, attaccato in maniera fallosa secondo il guardalinee. Ci sarà questo sorta di corner leggermente più corto per il Napoli, fallo su Politano. Lasciate il like, perché dovete sapere che il dislike non è non lo lasciate al Napoli quando mettete il dislike, lasciate il like a me, che mi devo vedere queste cose in diretta con voi, per fare la telecronaca, perché io mi diverto così anche quando va male. Politano sul pallone, il cross al centro, cerca e trova Mario Rui, è uno schema, Mario Rui si ferma, non tira, si torna indietro, Malquit. Lancio lungo, il colpo di testa di Elmas verso il centro, facile preda del portiere. E ora c'è un fallo su Lobotka non chiamato dall'arbitro, ed è... Oh maronna, mi chi si è magnato un gol incredibile sull'Isse a porta. Solo lui è la porta! Solo lui è la porta, questo numero 7, non so se è appena entrato, c'è stata una spallata su Lobotka che è volato, poteva essere fallo sicuramente, ma questo solo lui è la porta, non l'ha inquadrata, supera Malquit, prova il tiro a giro e il pallone non gira. Mamma mia. Graziato il Napoli, graziato, ancora una volta graziato. Sì, si potrà dire che quello era fallo sullo Lobotka, ma dai. Non ci deprimiamo, è calcio d'agosto, non significa niente, io voglio vedere però la prestazione. A me non interessa il risultato, a me interessa la prestazione mi soddisfa, stiamo creando molto, stiamo non concedendo niente. Pallone recuperato alto da Zedatka, che chiedeva un fallo. Ammonizione per Koulibaly. Non ho capito quando è successa questa cosa, ho visto il cartellino giallo per Koulibaly, non so per cosa, per protesta, non ho idea. E riparte il Wisła Cracovia dalla difesa. Pressione alta ora del Napoli sul portiere, che è costretto a rilanciare. Recupero palla di Elmas con Mario Rui e Gabe, ringrazio, non è che quello è Gattuso vestito da Luciano. Gabe, non mi fare il paragone con Gattuso vestito da Luciano, perché va a finire che poi ti devo rispondere che Gattuso è meglio di Spalletti, e non voglio dirlo perché non lo credo, in fondo non lo credo. Spalletti deve essere meglio di Gattuso per forza, per esperienza, per minuti accumulati sulle panchine. Deve essere meglio di Gattuso per forza. Deve esserlo per forza. Non ci voglio proprio credere. Non ci posso proprio credere che non lo sia. Quindi lo sarà. Tutto si aggiusterà. Adesso queste sono quelle partite dove tu sai dove devi intervenire, si aggiusterà tutto e faremo un grande campionato. Vedrete. Fallo di Mario Rui. Il Napoli si innervosisce. Netto ritardo sul ginocchio. Ginocchio. E Spalletti si guarda intorno. Vedi, indica qualcosa, credo, ad Elmas, a dire Elmas, devi stare qua. Lo guarda e dice, te lo devo ripetere? Allora ragazzi, se uno come Spalletti, ok, fa questo gesto e dice ad Elmas, oh, devi stare qua, e fa proprio il gesto a dire, che cazzo, è ovvio, no? Attenzione a Wisła Cracovia, 1 contro 1 con Koulibaly, pallone recuperato da Lobotka.
Se fa questo gesto e ancora siamo a questo, le posizioni, eccetera, eccetera, allora veramente l'unico tipo di allenatore che deve avere questa squadra è un allenatore che grida come un ossesso: il tiro di Politano ed è gol! Ah! Il tiro di Politano ed è gol. Finalmente. Il tiro, la classica azione di Politano che stringe dalla destra, stavolta non prova il tiro a giro ad uscire sul secondo palo, ma stringe sul primo, tira forte, il recupero di palla di Politano, punta l'avversario, lo supera agilmente, ne supera un altro e poi tira forte sul primo palo, complice anche un pochino il portiere che ci arriva ma non riesce a respingere. Il Napoli pareggia al 67esimo e adesso è il momento di Gaetano, Zanoli e Costa. Gaetano, Zanoli e Costa, vedo uscire Zielinski, vedo uscire Politano. Ah no, questo è D'Agostino. C'è anche D'Agostino. Riconosciamo Zanoli che entra al posto di Mario Rui, quindi vediamo se lo proverà a sinistra. Gaetano l'avevamo visto con il numero 70. Vediamo al posto di chi. Quindi è come se al posto di Zielinski, Gaetano, quindi sì, probabilmente Costa si metterà in zona Mario Rui. Eh sì, perché sono stati sostituiti entrambi i terzini, quindi Zanoli terzino destro al posto di Marquit, Costa al posto di Mario Rui, entra Manolas e consegna la fascia di capitano ad Ospina. Ringrazio Luigi Rocco che me lo stavo perdendo, e quindi cambia molti giocatori il Napoli. Vediamo se la formazione sarà la stessa. Grazie Luigi. Quindi è come se Spalletti abbia voluto aspettare il pareggio per poi, ragazzi, ve la giocate tutta se non la pareggiate almeno. E adesso c'è un pochino di la famosa girandola delle sostituzioni. Vediamo come si mettono in campo. Ancora inquadrato Zielinski, non una gran prova da parte del polacco che spinge qualcuno. Zanoli, il fallo laterale, pallone controllato da D'Agostino. Vediamo ora Lobotka che la gira velocemente verso Costa, pallone in avanti verso Zedatka che è rimasto in campo sulla sinistra, serpentina di Zedatka che guadagna un buon calcio di punizione nella zona dove prima ci aveva provato una volta Zielinski e una volta Mario Rui. Stavolta la posizione è leggermente più defilata. Buona serpentina di Zedatka in questo caso. E vediamo questo calcio di punizione. Si avvicinano Elmas, Gaetano. Elmas si allontana, quindi resta Gaetano sul pallone e Costa. Credo che si metterà in mezzo, parte Costa, il cross è buono, il colpo di testa interessante da parte di Rachmani e c'è la parata del portiere di istinto, ma vedo che i giocatori scappano, quindi probabilmente si trattava di fuorigioco. Buono il calcio di punizione di Costa, è buono il colpo di testa di Rachmani, fuori gioco. Si riparte da un calcio di punizione per il Cracovia che rilancia questo pallone lungo. Ragazzi, non mollate, a fine partita facciamo un po' di approfondimento live con voi, sentirò i vostri commenti, la vostra opinione, lasciate qualche like, dovremmo stare a 500 like, altrimenti me ne vado immediatamente. Me ne vado subito. E cercheremo di avere un ulteriore collegamento dalla Polonia, dallo stadio di Krakow, il nostro inviato Bellini. Io ho gli inviati Bellini, ma quanto sono belli.
Gaetano gira il pallone verso Zanoli che avanza palla al piede, il numero 18 oggi, aveva il numero 8 l'altra partita, il pallone in profondità, avanza, attenzione, credo si tratti di, non ho capito bene, pallone che torna da Gaetano, si torna da Lobotka, ancora Zanoli. Il non avere un numero fisso mi fa pensare che Zanoli probabilmente non resterà con noi, altrimenti magari tu sai, tu dici cioè, mi piacerebbe avere questo numero qua, lo so, la numerazione si fa più in là, ma anche magliette, figurati se teniamo i numeri. Però non fa niente, insomma, non fa niente. Entra uno che assomiglia a Giroud del Milan, curva, no, dico, vedo la curva. Virgilio, amico mio, oggi prova per il caso che abbiamo la sorte infortunata. Può essere, Virgilio, che l'idea sia quella di andare in perfetta emergenza e di vedere se riusciamo a cavare un ragno dal buco, se riusciamo comunque ad essere pericolosi con una squadra che è più in forma ma è più scarsa, e quindi in caso di emergenza assoluta è come se Spalletti volesse dire: ragazzi, alla società, tenete presente che se succede un infortunio queste sono le riserve allo stato attuale, riusciamo a fare qualcosa di meglio? Credo che possa essere un segnale che si lancia, che si manda. Elmas in possesso di palla, gli si avvicina Costa, lo scambio con D'Agostino, ancora Zedatka, il movimento a rientrare, Elmas, fanno buon pressing quello del Wisla Cracovia, ancora Elmas per il giovane, credo che fosse ancora, ma non ho capito chi è uscito sinceramente, ancora Zedatka per Costa, sbaglia il passaggio Costa e rientra in possesso di palla la squadra polacca che con personalità riparte da dietro sì. Allora, lancio lungo, colpo di testa, ancora palla in possesso della squadra polacca che prova ad avanzare ora, il Napoli rincula, Frosinone rinculone, quando siamo al 74esimo e 20 secondi, c'è ancora un po' di tempo per raddrizzare questa gara. Il risultato non conta molto, ma lo sapete che vincere aiuta sempre, no? Sapete che perdere non fa bene al morale, no? Non conta niente, siamo d'accordo. Però sapete che non fa bene, no? Allora, in una condizione ideale, bene sul Birgol, bene non aver giocato nemmeno benissimo, così uno lavora sulle problematiche eccetera eccetera, però magari vincere sarebbe meglio per non deprimerci, perché come ci sono i risultatisti anche tra i giocatori, questa sensazione potrebbe lasciare dell'amaro in bocca, potrebbe lasciare dei strascichi, no? Non lo so, sinceramente non lo so. Riparte il Napoli, ma viene fermato, questa azione di contrattacco, questo passaggio di Gaetano viene intercettato, ancora ora è Costa che va in pressing, il Cracovia fa girare bene il pallone e il Napoli rincorre, ancora un buon filtrante, Costa viene fatto fuori, il tiro e la parata di Ospina in due tempi. C'è stata una buona iniziativa con cambio di gioco, il tiro di Duda, dove Ospina si è dovuto impegnare non poco. Se vuole fare una siringa un'altra volta. Ma comunque sia, ragazzi, voi non lasciate i like, io insomma devo fare quello che devo fare, sinceramente
lancio uno spottino e vado a fare pipì. Ci vediamo tra poco. Bere latte, caffè, una cioccolata calda è molto più bello, direi, se lo fai con una tazza Caffè Napoli 1926. Successo qualcosa di importante, non lo so, magari qualche gol, niente. Andiamo a vedere. Quando siamo al 77esimo e 22 secondi, in questo momento c'è un buon anticipo di Costa che stringe la diagonale. Zanoli alza la testa, il passaggio è per D'Agostino anticipato e ora riparte da Manolas. Rachmani spostato in questo momento sulla sinistra dopo l'uscita di Koulibaly. Il lancio in verticale di Costa per il movimento di Maciac che punta l'avversario, entra in aria, prova ad entrare in aria, ne esce ma ci rientra, ancora cerca lo spunto, non riesce a liberarsi del suo avversario, ritorna da Elmas, il passaggio al centro per Lobotka che con un movimento disorienta l'avversario e serve Zanoli, alza la testa il terzino del Napoli, entra in aria prepotentemente, riesce a crossare ma viene poi ribattuto il suo cross da un difensore polacco. Dallo sguardo sembra un difensore asiatico ma di squadra polacca. Buono spunto, buona iniziativa da parte di Zanoli che ora però perde palla e riparte la Polonia. Non bene, non benissimo. Bene ma non benissimo, diciamo. Ancora un'uscita a vuoto da parte di Costa e il tiro, ancora un tiro da parte della Polacchia centrale. Hugi, che è colui il quale si era mangiato il gol prima, il tiro a giro che non aveva girato, e ancora un tiro alle stelle. Vediamo dei replay interessanti di gesti tecnici, belle storie da vedere sicuramente per i showreel dei giocatori. Signori, voi come la pensate? Come la vedete questa storia qua? Siete più preoccupati? Non siete preoccupati per niente? Pensate che è tutto inutile? Lo sapevate già? Siete contenti? Perché può essere pure essere contenti, vederla come vi dicevo io prima, è meglio farli adesso sti errori e non farli in campionato, ma non è detto che poi non li fai anche in campionato, questa poi è la preoccupazione. Male Gaetano di prima, non gestisce la forza del passaggio, non riesce. Fallo laterale per il Cracovia, Spalletti in piedi cerca di dare indicazioni, ancora Costa, un controllo difettoso ed è ancora fallo laterale per i polacchi in maglia granata, è una sorta di maglia granata, è un rosso molto quasi bordeaux, un vinaccio quasi. Intervento di Elmas ancora in fallo laterale, il ragazzo continua a correre e ad impegnarsi, si sputa in campo, è rimasto prima punta Maciac ad inseguire gli avversari, dietro di lui mi sembra Gaetano con D'Agostino sulla destra in questo momento, D'Agostino in zona Politano con Zedadka ancora lì, passaggio di prima di Lobotka per Zedadka, si allarga
e prova ora a cercare all'indietro Elmas che torna ancora da Lobotka, che torna ancora da Elmas, che torna da Costa cerca lo spazio per il cross, arriva, cross basso ribattuto, Elmas ancora per Lobotka, cerca ora il terzino che è Zanoli, il numero 18 quest'oggi, alza la testa, cerca il cross che viene ribattuto da un difensore della Polonia, non proprio della Polonia, ma brutto intervento di Manolas, che dovrebbe essere quello più esperto in questa squadra, costretto anche al fallo e al cartellino giallo. Mammaro Carmelo, guagliù. Mamma mia. Manolas, sveglia, ancora il Cracovia con questo lancio non controllato alla grande, il Napoli rientra in possesso di palla. Ricordiamoci che questa è partita della vita per loro, ricordiamo il grande prestigio di affrontare il Napoli che ha appena battuto il Bayern di Monaco, quindi adesso ci saranno tutti i meme, capito, che il Wisla è più forte del Bayern di Monaco, ovviamente lo sono. Di queste uscite stagionali ovviamente subiamo gol. Non fa bene subire gol, o fa bene, perché ricordiamo sempre la doppia interpretazione. Referee Manolas chiama l'arbitro, che però inamovibile gli chiama un fallo netto. Manolas, netto. La spallata la puoi dare, la spallata, ma se allarghi il braccio lo hai spinto. Fallo simile, per farvi capire, un fallo simile a quello che subì Mertens in Napoli-Verona, dove non ci cagarono proprio, ma è fallo, l'abbiamo detto all'epoca, lo diciamo anche adesso. Cross a tagliare tutta l'area fuori misura, il Napoli ripartirà da una rimessa dal fondo quando siamo oramai all'84esimo di questa amichevole che anticipa il ritiro di Castel di Sangro. Lobotka si gira bene e serve Elmas in questo momento in posizione di mezzala sinistra, palla per Maciac che è molto largo, si è intercambiato la posizione con e c'è un Eurogol di Maciac. Quindi Maciac al secondo gran gol con applauso di Spalletti. Fammi aggiustare il banner. Il Napoli all'84esimo aggiusta questa partitaccia con un Eurogol di Maciac che si allarga, diciamo, fate conto in zona Insigne, no? La porta avanti col destro, invece di rientrare va verso il fondo e poi quasi di punta, vediamo, tira forte di sinistro sul primo palo alto, rivediamo. Esatto, forte di collo pieno, così si tira alle volte, e quando non riesci a stringere sul secondo palo, forte sul primo palo, alta, il portiere non riesce a prenderla perché il portiere sta controllando il suo palo basso. Bravo Maciac, così si tira a porta, bene così, così non deprimiamo l'ambiente. No, vediamo se non lo deprimiamo l'ambiente, vedremo i vostri commenti, non c'è dubbio. Lasciate i like per il gol di Maciac. Ora ci sarà qualcuno che dirà vendiamoci un asse e conserviamoci a Maciac o a Macash o a Maciac o a Mashash o a Macash o a Mashakash. Ci sarà qualcuno che lo dirà? Io continuo a dire che serve ben altro, ma
Quando tutto manca, qualcuno deve segnare. Controllo di palla da parte di Rachmani che scambia con Lobotka, ora alza il pallone, no, non lo alza, sempre di rasoterra, ma c'è un momento di stanca della partita, ora c'è un fallo di Elmas. Tanto sacrificio sto ragazzo sta facendo, sta giocando a inseguire gli avversari, ci sono pochi spazi per dimostrare insomma il suo talento che ha. Elmas indubbiamente sta facendo un lavoro alla Dem, diciamo alla Allan se vogliamo, alla Gargano, ed entra con il numero 1, ora la fascia di capitano passa a Manolas ed entra con il numero 1 Idasiak. Bel gesto da parte di Spalletti fare entrare il portiere che è polacco nella sua terra per qualche minuto. Per quanto mi riguarda avrebbe potuto farlo giocare anche tutto il secondo tempo, proprio a dimostrare che non ti interessa il risultato. Ok, metto il secondo portiere, non fa niente, il terzo, il quarto portiere, però qualche minuto io lo apprezzo, qualche minuto per il portierino del Napoli, anche perché dobbiamo capire se potrebbe essere lui il terzo, potrebbe essere lui il nostro terzo portiere, era un'ipotesi se Contini dovesse andare via, e quindi confermare i portieri in rosa, Meret, Ospina e Idasiak. Ci sarà da capire se ci saranno delle offerte per Ospina che il Napoli secondo me prenderebbe in considerazione se ci dovessero essere, ma il giovane portiere polacco entra in campo nella sua terra come è giusto che sia. Ma c'ho sonno. C'ho sonno. Pressing feroce del Napoli sul portiere, pallone che viene scagliato in avanti, ribattuto da Zedatka, sarà fallo laterale per il Wisla Cracovia. Quando siamo all'88esimo e 40 secondi, doccia fredda per il Krakow, il bel gol di Maciac. Speravano di portare a casa un risultato storico, anche se in amichevole, in questo momento non si sta concretizzando. Vogliamo parlare cuore Napoli? Una squadra che non molla mai, la tenacia, la pazienza del Napoli che ha saputo scardinare con grandi defezioni, ha saputo scardinare l'arcigna difesa più in perché poi qualsiasi notizia tu la puoi leggere in positivissimo o in negativissimo a seconda di qual è la tua agenda però in inglese io intendo, non l'agenda, il tacchino. L'agenda è un'idea che hai, un progetto. Primo pallone bloccato da Idasiak con il numero 1. Il portiere del Napoli chiede ai suoi di salire, guarda in avanti, il rilancio lungo, alto e lungo, spiovere nella tre quarti avversaria. Ora è Costa che recupera il pallone, serve in avanti verso Zedatka, lo scambio con Elmas che sta giocando in questo momento da mezzala sinistra a tutti gli effetti, con Lobotka sempre perno centrale e un Gaetano che è un po' più avanti rispetto agli altri due, quindi abbiamo sempre questo triangolo di giocatori che si alterna, che si muove, che ruota a seconda delle esigenze, e quindi magari non diamo punti di riferimento. Buono il palleggio di Gaetano per Lobotka che serve ora Zanoli ancora in avanti per D'Agostino, credo sia, non lo riconosco dal taglio di capelli, ancora Lobotka, ancora per Elmas, si avanza sulla sinistra con Costa, si torna da Elmas, fa movimento Zedatka, nel frattempo Maciac è rimasto molto molto largo a sinistra, quindi insomma formazione molto ibrida, molto complicata, quindi anche qui
si dovrà fare un approfondimento tattico importante. Ancora un pallone per Maciac che avanza con confidence, stavolta Cincischia, ma c'è il tiro da parte di Gaetano. Il pallone era arrivato in zona centrale, Gaetano è arrivato, ha provato il tiro di prima intenzione, la palla gli è capitata sul sinistro, pallone centrale, non forte, non preciso, tra le braccia del portiere. 3 minuti di recupero, ne sono passati 1:40, quindi ultimi scampoli di partita per Maciac e company, Maciac e soci, perché lui il mattatore. Nel frattempo Insigne, che succede? Che succede? Insigne, Virgilio Bandiera! Comunque se è sempre positivo ad essere capace a ribattere, assolutamente, assolutamente Virgilio, è importantissimo. Per il morale è importantissimo, ma bisogna ricordare bene, molto bene, tenere bene a mente quelle che sono state le problematiche, le azioni di gol concesse e l'imbarazzo nel non creare tanto, perché non abbiamo creato tanto. Attenzione ancora, chi è? Zanoli che ha cercato la percussione in aria. Sto ragazzo è interessante, secondo me va mandato un anno a farsi le ossa. Sarebbe ideale in Serie A, ma anche una Serie B da titolare, Zanoli, e poi te lo prendi e te lo fai crescere a casa. Costa ruba palla, sulla sinistra avanza, si ferma, torna indietro da Elmas, ma il passaggio è impreciso. Caputo Francesco! Grazie amico mio, grazie a tutti ragazzi per il supporto, siete straordinari. Siamo alla fine di questa partitaccia, stavo dicendo, lo possiamo dire. Possiamo chiudere tutto e andare a leggere i vostri commenti. Vediamo un pochino che cosa ne pensate. Costa molto meglio di Mario Rui, Marco Stella, ho dei dubbi su questo, ma capisco la battuta. 26 Neapolis, molto bene anche Costa. Aiuto, voi vi state saltando su Costa, ma veramente state facendo? Oh, vediamo proprio un altro calcio. Gambe pesanti, come è giusto che sia, buon allenamento con quelli che abbiamo. Nightbot, no, ok, viva la tattica, grande Morris, viva la tattica sempre. Costa solo anni di Yog meglio Marittillo. Ma che ha fatto su Costa che vi state tutti quanti esaltando? Non ho visto un'altra partita. Ma che ha fatto su Costa? Fammi togliere questo timer che dà fastidio. Ma che ha fatto su Costa? Meglio vincere o perdere? Questo è il problema. Secondo me Fucci alla fine della fiera, per come l'avevo sempre detta anche con il Bayern, meglio vincere così, nel senso che è importantissimo sottolineare le difficoltà che questa squadra ha avuto, perché le ha avute le difficoltà, le ha avute. Allora, speriamo che questa partita serva da dire, esatto, io così la vedo, così la analizzo. Io inizierei con Spalletti out, ecco, per anticiparci. Costa, io che meglio da Mario Rui, vabbè, allora ragazzi, avete visto un grande terzino, io non ho già visto niente di tutto questo. Cazzuto il Napoli, Costa e Maciaccio 40 milioni, Costa a tutti i costi. Ti rendi conto che i 7/11 di questa squadra, soprattutto nel primo tempo, non sarà titolare nel campionato? Lo spero tanto Aldo, lo spero tanto, perché altrimenti andiamo in difficoltà. Lo spero tantissimo. Dell'inizio di quelli che hanno giocato, Ospina è un potenziale titolare, ma magari giocherà Meret. Koulibaly è titolare. Rachmani è un potenziale titolare perché Manolas spesso è infortunato. Mario Rui è un potenziale titolare e stiamo a 4. Zielinski è un titolare e stiamo a 5. A centrocampo in questo momento Lobotka è un titolare e siamo a 6. Elmas magari no, uno si può aspettare Fabian Lobotka in questo momento, che Dem magari sia il titolare, ma ne serve un altro. Politano è un potenziale titolare, siamo a 7. Quindi 7/11 di quella squadra del primo tempo
e ce li ritroviamo in campo, amico mio. Ce li ritroviamo in campo. Dobbiamo stare molto attenti. Zanoli, speriamo ci vediamo lungo. Diamogli la possibilità di respirare la Serie A. Elpidio, lo sai come la penso. Lo sai come la penso. Maciaccio non male. Caputo Francesco, sì, non me lo prendo. Ma state parlando di fatti vostri. Zanoli non male, lo manderei un anno in prestito. Sì, pure io. Un annuccio di continuità da titolare in un campionato tosto anche come la Serie B e poi te lo tieni per sempre. Napoli squadra cinica. Esatto, questo diranno, Francesco. Questo diranno. Calcolando che siamo in ritiro e siamo pesanti, ci vogliono sempre giocatori di esperienza e sicurezza. Costa è meglio di MSC Crociere. Memo Rabellino. Polli vincenti, Alessio Marigliano. E basta, forse Politano. State parlando dei potenziali titolari. Maciac sorpresa. È uno di quei partitoni dove avete pagato 10 euro? Non mi far parlare. È possibile che Manolas sta sempre sfasteriata? Questi sono gli spunti, hai capito, che vanno al di là del campo, che a me interessano. Mario Rui sta sempre cazzuso, Manolas sta sempre sfasteriato. Vale, a sto punto mi sta venendo dubbio su. Se tenessimo Maciac, io ti dico di no, senza proprio dubbio. Ti dico di no, non basta, io non serve. Non serve. Gran gol, aveva fatto 2 grandi gol, non serve a niente Maciac. Adesso devo essere un pochino più tranciante, ho capito, perché essere buonisti, equilibrati va benissimo, è la linea di questo canale, ma se cominciamo a dire che Maciac ce lo teniamo per farlo giocare, perché Maciac è l'acquisto di quest'anno, no, non ci andiamo in Champions League con Maciac. Abbiate pazienza, non ci andiamo. Vale, quando nei 10 video andiamo con le mani nelle chiavette. sì, andiamo nelle chiavette. Sento tutto il musicista napoletano insito in te, grande Camilla. Likewise, perché anche tu sei una grande musicista. Comunque, a parte tutto, Maciaccio è forte, è a un buon passo. Io un asso e Maciaccio non li venderei. Siete degli ottimisti clamorosi. Farsi le ossa è un concetto antiquato, è tutto italiano. Se un giovane è bravo va tenuto e valorizzato. Alessandro, io sono d'accordo in linea di massima. Non so se però lui è già pronto. Zanoli stiamo parlando. 20 anni, è chiaro, se sei fortissimo a 16 anni, Totti per esempio aveva cominciato molto presto, a 17 anni già in Serie A titolare, perché sei fortissimo, lo dimostri. Non lo so se lui è già pronto. Sicuramente, io l'ho detta questa cosa qua, se ti fanno un'offerta per Malqui, io non mi spaventerei ad avere su quella fascia Di Lorenzo titolare e Zanoli prima riserva, e rinuncio a Malqui e faccio una cosa di soldi. Questa così la vedo io. I potenziali titolari citati sono da turnover, di certo non si cambiano tutti insieme. Leonardo, sono d'accordo. Vogliamo fare la formazione titolare. Il problema è che noi già partiamo con molti infortunati, capito? Ha capito che Mario Rui è da turnover, ma Gulam ce l'hai? No. Parte Mario Rui titolare. Ho capito che Politano è da turnover, ma Lozano ce l'hai? No. Parte Politano titolare. Ho capito che Lobotka è da turnover, ma Fabian Demme ce li hai? No, partirà Lobotka titolare. Rachmani, te lo ritroverai titolare. Avete capito cosa vi sto dicendo? E questo è il problema quando noi diciamo vabbè, ma poi i titolari sono forti. Ma le riserve sono all'altezza di farli rifiatare i titolari? Non tutti insieme, sono d'accordo, ma noi partiamo già così. Quindi ci sarà l'Europa League da fare, questi giocatori ce li ritroveremo in campo ad un certo punto. Mentre in live Di Marzio ha sganciato la bomba, Lukaku ha comunicato all'Inter di voler andare al Chelsea, la società dell'Inter si sta comportando malissimo con i tifosi, non siamo gli unici. Allora amico mio, ne abbiamo parlato ieri in quella live dove tu eri anche presente, è scoppiata questa bomba così. Uno non voleva dire è fatta, ma le notizie sembravano. Oggi ne abbiamo parlato nel video che è uscito stamattina, a quanto pare le cose sono vere. Vediamo quanto si guadagnerà da questa operazione, se in effetti andrà in porto, e vediamo come reagirà poi la società, come li spenderà questi soldi.
perché a quel punto gli interisti avranno ragione a lamentarsi se perdono Conte, perdono Hakimi, perdono Lukaku, perdono l'essere favoriti per lo scudetto. A questo punto perdono Eriksen non per colpa loro, diventa tosta. Non esaltiamo troppo questi primavera, sono della Serie B, primavera, sono andati in Serie B, bra. Vale Zirischi mi ha fatto vomitare, se devo essere sincera. Angioletta, non ti posso dare torto. Secondo te, per esigenza o per scelta, quella di tenere i giovani in questo momento è un'esigenza perché non ti sono arrivate offerte per nessuno e devi avere i giocatori per allenarti? Questa è l'esigenza, non hai altre, non puoi comprarti altri giocatori e quindi devi fare le 2 squadre per allenarti con i giovani. Dopodiché, quando si dovrà fare il 25 iniziale, insomma la rosa finale di 23-24 giocatori, spero che ci saranno più giocatori esperti. Costa o Maradona? Questo poi è la domanda importante che ci fa Andrea Salerno. Spalletti sta facendo le prove di mazzo. Commento memorabellino di Francesco Fucci da Barcellona Azzurra. Petagna all'Inter per 50 milioni più Vesino, altro commento memorabellino. Avevo letto per 50 milioni più Vaccino, che pure potrebbe essere interessante. Siamo così disperati e condizionati che tutti ci sembrano diventati forti, alla fine rimarremo così. Consiglio per gli acquisti nessuno. Questo mi sembra lo spunto. Francesco, hai ragione, quella paura di non riuscire a comprare nessuno, che diciamo, ma sai, magari costa. Ah, ma tu l'avevi riscritto anche così? Ma quanto sei bello, Francesco, grazie mille. Grazie mille, Francesco Fucci da Barcellona Azzurra. Quest'anno arriverà il gol di Lobot, che sarà un martedì pazzesco. Grande Massimo. Arriverà, quest'anno è capace che arriverà. Adolfo, Isco, Marcelo, Merino, Cop Miners, questa gente che serve, non Maciaccio, Costa e Zedatka, naturalmente con una vendita di almeno un big. Allora, ovviamente Isco, tra l'altro mi pare in orbita Juve, si sta parlando della Juve per Isco. Marcelo è un giocatore che uno dei giocatori che ha la tecnica più, una delle tecniche più fini e straordinarie, ma a parte essere a fine carriera non te lo puoi rivendere, comunque vorrà comunque prendere, guadagnare 10 milioni, non è possibile per il Napoli. Merino, Cop Miners, sì, te li sposo entrambi e sono d'accordo, no, Maciaccio, Costa e Zedatka, perché non si può fare. Non si può fare. L'unico che lascerei è Zanoli, niente male, sono d'accordo. Ovviamente non ci devi puntare come un pazzo, però sono d'accordo. Lobotka in ripresa, senza dubbio, ma parliamo seriamente. Chi prepara degli ottimi muffin alla prugna? Ospina, se non sbaglio. Lobotka può essere una sorpresa quest'anno, secondo me, speriamo bene, anche perché dobbiamo puntarci. L'Inter senza Lukaku perderà un botto, anche se dovesse prendere Duvan, quindi occhio al ritorno di Acciughina o alla vittoria dell'Atalanta, se quel presunto segnatore le aprisse gli occhi. Allora, se Duvan... attenzione, vediamo se riusciamo a fare il collegamento dalla Polonia. Alessandro, ecco qua, scusami Valerio, mi devi proprio scusare perché qua comunque la connessione non andava, mo siamo tutti quanti usciti, forse era dentro lo stadio. Ciao, qua fuori allo stadio. Ecco qua è fuori lo stadio, ti faccio vedere, là ci sono tutti quanti i giochi, c'è un'area, come si dice, adibita sì, all'utilizzo di come si chiamano? Attrezzature praticamente sportive. Sì, tipo anche trampoli, proprio di tutto. Bellissimo. Proprio, cioè di tutto là. Adesso forse hanno tolto perché vabbè, è finita la partita. Poi quindi li possono spostare a seconda delle occasioni. Sì, vedi, sono cose che mettono giusto là così quando ci sono le partite. Qua c'è qualche porta, qualche cosa. Qua la polizia, là dietro c'è un parco che è proprio spettacolare. Una cosa pazzesca. Poi i posti per parcheggiare o tavolino là dove giocavano. Ah sì, vabbè, là possono fare come si chiama
allo Tipo sport il ping pong però con i piedi. Col di pallone. testa. Sì, bellissimo, bellissimo. Quello qua. Sì. Poi vedevamo proprio i pulcini allenarsi qua davanti allo stadio. Nuovi fenomeni che crescono. C'è proprio di tutto. Là dietro c'è un parcheggio che alla fine rispecchia più o meno quelle che sono le necessità dello stadio. Che la metà dei posti è un parcheggio, comunque un piano solo abbastanza grande. Poi ci sono gli autobus, è collegatissimo, è davvero 20 minuti dal centro, siamo venuti a piedi qua. E qua c'è il parco, sempre. Insomma, ti mettono in condizione che se ti vuoi andare a vedere la partita lo puoi fare in perfetta comodità. Sì, assolutamente, ma anche per esempio i bagni dentro che allora non erano chissà che pulizia, però comunque rispetto al Maradona, No, ma poi cioè, vale 5 euro in più. sì, no, abbiamo pagato Che impressioni? Allora, il sono pubblico 4,50 Allo euro. stadio quando lo trovi due birre a 4,50 state facendo considerazioni del Maradona, il nuovo Maradona. Torniamo un attimo indietro perché qua non prende più. Come avete visto la partita dallo stadio? Che Napoli vi è sembrato? Valerio, Recuperiamo Valerio, scusami, qua non prendeva, non ti ho sentito. Dicevo, che partita, che impressione ti ha fatto il Napoli allo stadio che l'ha recuperata, l'ha ciuffata all'ultimo? Un attimo solo, metto le impostazioni. Allora, mi ha fatto un'ottima impressione, mi hanno fatto un'ottima impressione Lobotka, Maca. Poi alla fine ho visto Manolas come se non avesse tanta voglia di lavorare, però quello un po' soggettivo, alla fine è un amichevole, c'era un'aria proprio leggera, davvero. Non c'era quella cosa, tranne forse per gli ultras che un poco inneggiavano e qualche persona anziana un poco impazzita, però sì. Mario ha fatto un fallo e inneggiava al rosso, questo è in polacco. Sì, poi il Napoli no, l'ho visto bene. Una cosa è che ho visto forse anche non proprio come li faceva Gattuso, ma un po' di fazzolettini, cose. Hai ragione, lo abbiamo notato, la partenza dal basso per cercare di farli uscire. Sì. Poi vabbè, entrambe le squadre avevano la catena forte dallo stesso lato, che lato destro. Sì, il lato destro sostanzialmente, che quello del viso era proprio pessimo, cioè No, a sinistra erano forti. no, aspetta. Ah, sì, hai ragione, no, perché io comunque stando là così in mezzo al campo, cioè stavo nei distinti, ho visto la partita molto, cioè vedevo una porta proprio lontana, stavo con la vista periferica la vedevo. Alessandro, io ti ringrazio tantissimo per questo regalo che ci hai fatto, ci hai portato un attimo nello stadio, ho ricevuto anche i tuoi video e li posterò domani nel video di approfondimento tattico. Grazie infinite per questo collegamento. È stato un onore, Valerio. Ciao, salutami anche. Ci vediamo. Ciao, da parte mia e di Gabriele. Da parte Alessandro e Gabriele, ragazzi, gli inviati bellini che sono su questo canale. Grazie infinite. Un bacione. Ciao amici bellini. Ciao. Alla prossima. Che cosa straordinaria, ma come sono contento. Allora, insomma, non siamo in Italia. Esatto, la Juve Stabia. Esatto, non so perché la Juve Stabia. Signori miei, solamente qua francamente esaltarsi per un gol non è il caso per un giovane calciatore certo normale. Elmas migliore in campo, volenteroso Elmas. Volenteroso, vi saluta anche Francesco Caputo. Dato che secondo me, ve lo dico già quest'anno, faremo un solo acquisto, prenderei un terzino decente per non vedere più Mario Rui che potrebbe fare il secondo. Qui si parla, ragazzi, le notizie parlano di un Gulam in fase di recupero, quindi probabilmente si punterà su quello. Valerio guarda che qui nessuno si esalta per Zanoli, Costa e Maciacci, ma bensì confermano che ci sono alcuni co-titolari che sono quasi sul loro stesso livello. Vedi, questo è un discorso più profondo, amico mio, ci sta. Hai visto che amori che erano? Ma che meraviglia.
Vincenzo Limardi, si può aspettare per gli acquisti perché dobbiamo prendere un solo titolare e 2 riserve, ma mi auguro che sia solo per non rischiare di avere 2 esuberi, perché finanziare gli acquisti con le scartine, sì, perché tu là devi vendere questi giocatori che sono in esubero e cercare di prenderne uno, magari uno solo, oppure 2, sarebbe meglio 2. Allora, grande prestazione, se una meritava di vincere proprio oggi era il Napoli, sì, Lina? Sì, meritava di... Vabbè. Chi ha segnato? Ha segnato Maciac e ha segnato Politano. Ha vinto il Napoli, sì Mattia, ce l'abbiamo fatta. La prossima volta invia me sui campi. Johnny, io dove sono? Io praticamente non devo fare niente. Io sono gli amici Bellini già in loco. Io dico inviato, ma non è che li ho inviati io. Voi ci siete venuti o ci siete mandati? Mi hanno chiamato. E quindi gli amici Bellini mi contattano, sanno come contattarmi, mi mandano queste cose e io apro le porte alla community per dare delle testimonianze che nemmeno le TV, che nemmeno Sky. Il gol di Maciaccio non dice nulla, squadre stanche e terzo portiere in campo. Dobbiamo prendere Luis Diaz, colombiano, vice Insigne, e poi fargli fare il titolare se il capitano vuole andare via. Fenomeno. Fabio Versatile rientra nel discorso del mercato con un suggerimento sudamericano che ci può interessare e noi magari faremo degli approfondimenti in merito, lo sapete che si può fare. Molto interessante che Spalletti abbia programmato quasi tutti gli allenamenti pomeridiani di Castel di Sangro a porte chiuse. Tattiche nascoste per gli avversari e per noi. Vabbè, non lamentiamoci, è una cosa che ha fatto pure Mourinho, cerchiamo di non lamentarci di tutto. Ovviamente io, da amante del calcio, amante della tattica, da insomma youtuber in questo caso, che vuole fare questo, che vuole darvi degli approfondimenti, preferirei vederli. Sappiamo anche che non ci andranno in molti a coprire, to cover this training session, quindi non avremo molte notizie, farò di tutto, ma questa cosa tutto a porte chiuse, vediamo. Stani Accardo, Valerio Pasquale, grazie Polli. Valerio Maciacci è da tenere per farlo crescere, ma dobbiamo acquistare lo stesso i giocatori. Questo sarebbe l'ideale, certo. Ma quanti anni ha Maciacci, ragazzi? Oramai, quanti anni ha già? Fatemelo sapere, perché magari è giovanissimo e merita di rimanere in orbita. Ufficiale Lukaku al Chelsea, mamma mia, ufficiale, mamma mia. Apre l'Inter che deve riconoscere una percentuale al Manchester. A me sulla sinistra non dispiace Tsimikas, si sta parlando molto del terzino del Liverpool. Buonasera maestro, buonasera Salvatore. Per non perdere niente, si sente la mancanza di Mario Demme tantissimo. Ai giovani validi, a mio avviso, bisogna tenerli e farli crescere insieme ai grandi. Salvatore Di Maio, ciao. Comunque sempre le solite, esaltarsi con i campioni è facile e poi arriva il Verona. Esatto. Ma vorrei capire una cosa, ma Mario Rui sta sempre in maniera, ma un stipendio sta pigliando? È un'ottima domanda, è proprio lui nell'indole. Chi vorresti a sinistra oltre i nomi che rimbalzano sempre sui giornali? Vincenzo, io insisto, voglio Anthony Robinson. È un terzino che non è la fine del mondo, ma è un terzino che gioca nella nazionale americana, quindi è importante anche per il marketing, si cresce anche così. È un terzino che ha caratteristiche tecniche e fisiche importanti. È un terzino che però ha la nazionalità americana, gioca nell'America, ma è cresciuto calcisticamente in Inghilterra, quindi quello è già un di più. Se è un giocatore che è abituato ai ritmi dell'Inghilterra, magari qui potrebbe fare meglio. Voglio Anthony Robinson, sono l'unico ad averne parlato al mondo e lo voglio. Se un giorno arriverà in Europa, in Italia, voi potrete dire, ma Valerio Fluido ne aveva parlato, poi magari si scopre che è scarsissimo in Italia, che ha un impatto sbagliato, e dice, ma Valerio Fluido dice, tu non sa. Questo è prendersi delle responsabilità alle volte. Prossima partita è con l'Ascoli, sì, così mi sembra.
Secondo me con 2 pedine di esperienza nei ruoli giusti il Napoli può ambire a più del quarto posto, le altre non si stanno rinforzando, basta vedere Inter che ha perso 2 top globali, possiamo lottare. Mentre ringrazio Carmine Improta che si è iscritto al canale, ringrazio Anonymous che sta supportando via PayPal, lui ha trovato il link in basso in descrizione, quindi io apprezzo ancora di più perché giustamente è l'amico Fabio Iannuzzi che ringrazio tantissimo. Apprezzo di più perché lo sapete, no? Che il tutubo si prende una parte. Comunque, ciao Valerio, non è preoccupante vedere che molti potenziali titolari sono indietro nella condizione, ma Ciaccio deve restare, non gli è stata mai data la possibilità nemmeno di fare il panchinaro. Sì, Fabio, non gli è stata data questa possibilità. Uno vuole pensare che non gli è stata data perché non è questo fulmine di guerra. Poi dove è andato, ma Ciaccio ha fatto sfraceli, perché se tu non lo fai al Napoli e poi vai in giro in prestito, almeno quando vai in prestito dovresti poi dimostrare che l'allenatore ti mette sempre. Virgilio, per il doppio impegno spero si faranno un po' più provvedimenti, così forse è un po' difficile per il doppio. Tu parli praticamente di campionato Europa League. Prima di tutto ti ringrazio sempre per il tuo supporto, assolutamente sì. Assolutamente sì. E Paco si gioca una carta. Paco si gioca una carta e va apprezzato. Va apprezzato. Queste li devo girare direttamente sulla montagna dove il falco è Rita Pavone. Li dovrei girare direttamente. Bravo Paco, queste sono opportunità. Sono opportunità. Top Anthony Robinson. Valerio, comunque mi aspetto un tuo video su cui acquisteresti per Napoli da Champions, ma mi pare che io ne ho fatto uno, ne feci uno, magari ne posso fare uno aggiornato. Ti perdoniamo tutto pure se Robinson fosse una VIP. Grazie Johnny. Con chi gioca? Giocava con il Fulham, quindi il Fulham retrocesso. Sì, allora voi direte giocatore retrocesso, non è detto, perché ci sono giocatori retrocessi che comunque hanno mercato. Faccio un esempio stupido, il primo che mi viene in mente: Messias del Crotone è un giocatore valido, è retrocesso il Crotone male, ma Messias è un giocatore valido. Quindi Anthony Robinson retrocesso col Fulham, si sta allenando, secondo me il Napoli doveva andare a prenderselo, ma purtroppo non, probabilmente è nell'orbita. Ringrazio ancora Luigi Rocco, mi raccomando Luigi, cerca di contattarmi su Instagram o su Telegram, perché devo fare entrare tutti i nuovi abbonati nel gruppo Telegram, è una cosa di cui mi occupo personalmente, quindi non vi preoccupate, nel senso lo farò, datemi solo il tempo di rifiatare e vi inserisco tutti quelli che sono abbonati e che restano abbonati hanno diritto ad entrare al gruppo Telegram. Ho fatto questa cosa che ho cancellato la divisione tra amici bellini di Scocim, che molti supportavano anche con quel livello, il terzo livello, a prescindere, anche senza avere Telegram, troppo carini e troppo simpatici. Però ho voluto eliminare, anche perdendoci una cosa di soldi, proprio per avere tutti quelli che ci sono, tutti nel gruppo. E io devo ringraziare Alberto Maria Picardi, che è proprio uno di quelli. Ragazzi, vediamo chi è più attento. Non vi dico chi è Alberto Maria Picardi, ma qualcuno che segue il canale con attenzione, con estrema attenzione, potrebbe ricordare che io ho intervistato Alberto Maria Picardi su questo canale per una situazione molto delicata che riguardava il Napoli l'anno scorso. Chi se lo ricorda? Chi se lo ricorda, senza che io faccia nomi e mestieri, i famosi mestieri? Grazie mille Alberto, sono onoratissimo della tua presenza. Grazie Paco, benvenuto, bentornato anzi. Grazie ancora Alberto, grazie Caputo. Prendemmo Bobotta quando era ultimo col Celta Vigo, bravo, altro ottimo esempio. Fabio Iannuzzi, you got it, il giudice Alberto Maria Picardi.
rispettiamo la privacy, ma io mi onoro di avere la sua presenza. L'Inter deve dare 55? Ah, perché ancora deve finirlo di pagare. Sì, ci sta. Bravissimo Fabio, molto attento. Io con Bobotta a Rizzo. Ragazzi, qua dobbiamo rifare la cosa di Dem, perché se uno scrive punto esclamativo Dem, dovrebbe uscire io con Dem e a Rizzo, ma qua a questo punto dobbiamo rifare tutti. Vedi, io con Dem e a Rizzo, il Nightbot devo fare quella nuova di Bobotta, evidentemente. Togliamo il banner. Fabio, hai ragione, camma fa con sto banner, abbiamo vinto, non ha importanza. Ah, qualcuno vuole diventare famoso? Vai subito! Ecco qua, stavamo aspettando Renato Barbieri. Ragazzi, siamo 287. Non fa niente, i like non ce li diamo. Questo ha messo il dislike. Partiamo con i DVB, ha fatto la battuta. Renato Barbieri voleva diventare famoso. Non fai ridere, TVB. Non fai ridere, non hai fatto ridere, però sei diventato famoso. Hai vinto tu. 55 milioni più 5 di bonus per la cessione. L'Inter deve dare una maggiore oltre. Tosta. Quando si nomina il Dela non replichi. Ma che stai dicendo, Nick? Nick Kimbler, di cosa stai parlando? Io sto diventando famoso su questa piattaforma per essere uno di quelli che sta addosso a De Laurentiis su una continuazione, non replico. Di cosa stai parlando? TVB, un as retrocesso. TVB, che la giochi a fare se poi perdi con Lione? Questa è un'ipotesi, non lo sappiamo di quale insomma estrazione, tifoseria. Renato ma stai sempre qua, siamo scarsi e stai sempre qua, il locale è triste e stai sempre qua. Bravo Renato, votano Poggi. TVB e Bobotta per te. Valerio, cosa vedi di buono in queste amichevoli? Ci sono ragazzi che possono servire alla causa del Napoli? Alberto, io ho detto, a me ha positivamente impressionato Zanoli, quindi potrei rinunciare non troppo a malincuore a Malqui, perché secondo me Malqui è una buona riserva, si sta impegnando anche molto, si sta meritando il posto, però avevo ipotizzato se ti fanno un'offerta per Malqui e ti servono soldi, puoi tenere Zanoli come prima riserva, perché a mezzi fisici secondo me il ragazzo ci sta. Dopodiché poco altro dei giovani, non credo il Napoli possa puntare su Maciaccio, non credo il Napoli possa puntare su Zedatka. Probabilmente un as ci può stare come sottopunta, come oltretutto ti serve proprio numericamente, perché non abbiamo il vice Insigne, quindi un as e Zanoli. Sì, gli altri secondo me devono andare, devono farci fare cassa. Giro Lukaku, ipotesi, esce anche Petagna. Vincenzo, un nome al posto suo, lo stai chiedendo a Vincenzo? Ok, non rispondo. Il retrocesso Simi, sì, chiaro, state parlando di sì, benissimo, adesso ho capito perfettamente il discorso di Anthony Robinson. Altro esempio di giocatore bravo retrocesso è Di Lorenzo. Giusto. Renato si è sentito in colpa e ha lasciato un like. Ci sta, bellino Renato, anche lui è un amico bellino. A me Elmas che si abbassava per iniziare l'azione da dietro sulla linea dei difensori, massimo a 2 tocchi, e poi ripartiva subito per mettersi mezzala, e tatticamente brillante come idea. Maciaccio 25 anni, vabbè, doveva già aver dimostrato qualcosina in più, quindi Maciaccio lo togliamo da mezzo. Sul discorso Elmas, bravo Fabio che mi dai lo spunto tattico, è un triangolo che ruota in continuazione, c'è Lobotka che è molto spesso vertice basso di questo centrocampo a 3 fondamentalmente, che però a seconda dell'avversario, a seconda dei momenti di gioco,
può avere il vertice alto in Zielinski, e quindi qui abbiamo Lobotka ed Elmas oggi per esempio, oppure si può girare così e abbiamo Lobotka che diventa... È interessante, però ripeto, serve un'applicazione clamorosa per 95 minuti da parte dei centrocampisti. Secondo me oggi per esempio Zielinski questa posizione ibrida l'ha sofferta, non mi sembrava in grado di essere pericoloso e decisivo, quindi mini riassunto Magnum: Napoli senza punte, un Napoli spuntato che quindi ha mostrato un po' di difficoltà ad essere pericoloso, subisce un brutto gol per errore di Rachmani, sbaglia un rigore per errore di Politano, dopodiché la riaggiusta proprio Politano, meno male perché sennò Politano andava in depressione, e poi un bel gol di Maciacci improvviso all'ultimo secondo, praticamente negli ultimi minuti, ci dà una vittoria che lascia il tempo che trova. Zanoli e Costa da tenere come alternative, soprattutto il primo, di sicuro meglio di Mario Rui. Zanoli meglio di Mario Rui, vabbè, li dobbiamo sempre vedere nella continuità, però vabbè. Costa, ripeto, secondo me va comprato un terzino sinistro, quindi non ne possiamo tenere 4. Thuram resterà in rosa, Mario Rui resterà in rosa, Costa andrà, non si può tenere Costa, bisogna comprare un terzino titolare lì. So che è chiedere troppo. Forza Napoli dalla Svizzera. Ma poi Maciaccio potremmo pure tenere, ma Insigne se sta bene non si... beh, questo pure hai ragione. Questo hai ragione Vincenzo, perché alla fine Insigne ti lascia poco spazio. Bobotta lo vedo che si ritaglierà il suo spazio. Decisamente. Non ti preoccupare, Alberto, figurati, proprio a te. Ho visto schemi tattici nuovi, il gioco è stato all'altezza. Per me non siamo stati all'altezza perché senza Osimhen è venuto a mancare proprio uno schema, è venuto a mancare la possibilità di lanciare la palla alta, abbiamo dovuto palleggiare molto, tornando molto indietro per cercare di scardinare, e non siamo entrati, non abbiamo avuto molte occasioni da gol pulite e limpide. Sinceramente senza punte è complicata, bisogna dire la verità. Non ho visto queste grandi cose. Schemi tattici, ho ripetuto questa sorta di triangolo a centrocampo che ruota. Lo vedo bene a tagliare il kebab. Questo è un commento borderline razzista, te lo passo perché ti conosco, Luigi, so che non intendevi così. Valerio, però non fare questi gesti con le... No, perché? Il triangolo... Vabbè, scusami, abbi pazienza. Rachmani pensa al domani. Daniel, pensa al domani. E poi non lo so se è un come si dice, è una proposta che noi facciamo. Rachmani pensa al domani, meglio che pensi al domani, oppure è lui che sta pensando al domani e quindi è distratto. Non me ne ero reso conto, no. Elmas continua a non convincermi. Demme, Elmas sta facendo, ragazzi, un lavoro scuro praticamente da incontrista. Cioè, vi dovete rendere conto che con Lobotka, che comunque sta recuperando molti palloni, a tutti gli effetti Lobotka regista, e a tutti gli effetti Zielinski che non ha le caratteristiche per inseguire gli avversari, Elmas sta dando quel di più per cercare di apparare la situazione quando la palla ce l'hanno gli avversari. Non è facile, perché Elmas e Zielinski sono somewhat simili, però Elmas ha la voglia e la tenacia e il fiato di rincorrere gli avversari perché tiene 20 anni, perché si vuole far vedere così. Zielinski invece mi sembra, io tocco il pallone in un certo modo, a me il pallone me lo devono dare, io devo concludere l'azione. Quindi questo sta succedendo con Elmas. Lezioni di anatomia. Per Napoli-Venezia quale sarà la formazione titolare? Per me, bella domanda Matti. Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, credo Meret in porta, non lo so, diciamo Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Lobotka, Fabian, Zielinski, e in attacco Politano, Osimhen e Insigne.
Credo che questa sarà la formazione, a meno di defezioni dell'ultimo momento. Ma Petagna è davvero all'altezza di rimanere al Napoli? Non lo so, amico mio. Io non mi voglio scagliare contro Petagna, perché quando è stato chiamato in causa ha fatto anche qualche gol decisivo l'anno scorso, e comunque è un giocatore che si impegna, che ce la mette tutta, e ha anche delle caratteristiche interessanti se giochi in un certo modo. Se gli dai palla sui piedi, lui te la può trattenere, ti può far salire la squadra, lotta, però è un po' macchinoso nel girarsi, non ha l'istinto killer della prima punta, non è uno che fa tantissimi gol quando lo metti davanti alla porta. E se il Napoli sta prendendo una fisionomia che si basa sulla velocità, sui lanci in profondità, e devi cambiare completamente modo di giocare quando hai Osimhen o quando hai Petagna. Quindi io mi sto sempre di più convincendo che invece che avere un giocatore diverso, di caratteristiche diverse per giocare diversamente, forse sarebbe più utile avere un giocatore simile a Osimhen per poter avere una continuità tattica. Questa è l'idea mia. Comunque è il famoso dilemma, il dilemma fino alla fine. Alla fine caratteristiche devono essere forti, perché Lukaku ce le ha le caratteristiche di Petagna, che sa mantenergli la palla sui piedi e mantiene così come Petagna, però va anche a 3000 all'ora, e quando tira in porta prende la porta, insomma. Ospina mi è piaciuto, Angela, vabbè, incolpevole sul gol, è uscito alla disperata alla fine, in un intervento mi è sembrato così e così, non proprio bellissimo da vedere, in un altro intervento ha fatto un paio di parate interessanti, non niente di che. Secondo te Contini resterà? Non mi è dispiaciuto come personalità neanche a me, probabilmente ha meritato una chance di andare a giocare titolare da qualche parte, perché tra Meret e Ospina Contini rischiava di fare di nuovo il terzo. Come secondo io me lo sarei tenuto, sinceramente. Petagna non male, ma è uno dei sacrificabili, dato che non si vende, non si compra. Però lo devi sostituire, Vincenzo, perché non puoi rimanere solo con Osimhen e Mertens. Servirebbe un'altra punta a quel punto. O ti tieni Tutino. Vendiamo Maciac, che non ci serve. E ripeto, Torre Falanga, che è successo? Guarda che è successo. Cracov-Napoli 1-2, no spoilers. E uno potrebbe dire vabbè, partita, non è stata una partita facile per il Napoli, non lo è stata, e per chi se la fosse persa domani approfondimento tattico somewhat simili. Polli, quando sei bellina che hai notato, perché tu sei polliglotta e tu hai notato che a volte mi manca. Poi ho notato io una cosa, che quando mi mancano le ore di sonno e il cervello va in difficoltà, mi aggrappo alle parole in inglese che mi escono più spontanee. Ale Bisco, vale come la vedi la situazione portieri? Un abbraccio. La situazione portieri è la stessa di tutta la squadra, cioè il Napoli si muoverà se arriveranno delle offerte. Se Ospina a mercato, se qualcuno è interessato a Ospina, il Napoli lo vende e punta forte su Meret. Se arriva un'offerta per Meret, il Napoli la considera, secondo me, e punta su Ospina, perché Spalletti non è stato tranciante, non ha detto punto su Meret. Spalletti ha detto io ho due portieri forti, avevo Szczęsny e Allison, quindi non credo li voglia alternare necessariamente. Chi sta più in forma gioca, però dipende dalle offerte. Se arrivano offerte il Napoli vende. Vedi anche tu con una squadra completa attuale gap troppo grande dei titolari e panchina? Sì, sono d'accordo. Elmas deve solo giocare. Dare Petagna al Torino per Belotti, il Gallo è in scadenza e non vuole rinnovare. Andrea, il problema è che Belotti, guarda, io ti dico di sì, anche perché probabilmente Belotti rispetto a qualche anno fa si è anche un po' ridimensionato. Cairo non vuole più i 100 milioni che chiedeva, non ha fatto un grande europeo, è un giocatore che lotta su tutti i palloni, meglio di Petagna. Non credo che loro accettino questa cosa. Ovviamente devi aggiungere soldi, cosa che il Napoli non può fare.
Però se ieri ti avrei detto, se ieri ti avessi detto, no, in realtà voglio continuare a dire ieri avrei detto Petagna non lo prenderei come riserva di Osimhen perché è ingombrante. Oggi invece ti dico sì, secondo me la può venire a fare la riserva a Napoli, la riserva di Osimhen. Lo farei. Meret è appena tornato, Nick è appena tornato come Insigne e come Di Lorenzo, non ha proprio minuti di allenamento, piano piano, probabilmente li vedremo con l'Ascoli. Tenere Tutino e vendere Petagna potrebbe essere un rischio, visto che Osimhen non ci sarà e Mertens potrebbe ciccare, ma è una scommessa che farei in stile Zanoli per Malquit. Io Petagna lo cambierei, ha avuto diversi problemi fisici, non va bene perché già Mertens ha problemi e Osimhen farà la Coppa d'Africa, quindi sarà stanco, serve un terzo attaccante giovane e fresco. Sì Andrea, è giusto, è una cosa su cui il Napoli non può far finta di niente. Aspettiamo ancora qualche giocatore principale del Napoli, Verona, meritiamo rispetto. Non c'è niente di cui parlare, Giuseppe, ti hanno chiesto scusa perché hanno giocato malissimo, punto. Non ti diranno mai ci siamo venduti la partita, non ti diranno mai non volevamo vincere, non ti diranno mai una cosa del genere, quindi non aspettarti nessuna risposta, non aspettarti nessuna indagine da parte di De Laurentiis. Abbiamo perso una partita perché abbiamo giocato male, eravamo stanchi nei punti chiave cardine. Di Lorenzo non ha azzeccato un passaggio, non riusciva ad arrivare sui passaggi di Fabian, Insigne stava tesissimo per la pressione della partita, non riusciva a indovinare un passaggio, malissimo Zielinski e abbiamo visto oggi, partita senza pressione. Avete visto Zielinski come ha giocato Maluccio? Zielinski ci deve spiegare Wisla Cracovia-Napoli. Com'è possibile? Perché noi non ci facciamo capaci. Dici, ma come? Il Napoli ha giocato così bene le ultime partite, abbiamo battuto la Fiorentina, abbiamo fatto quel recupero, abbiamo battuto il Milan, la Roma, tutte partite così che abbiamo recuperato tutti quei punti, sbagli col Verona che non ha niente da vedere e che è più scarso del Napoli. Sì, così è il calcio. Così è il calcio, si sbaglia col Verona che non ha niente da vedere ed è più scarso del Napoli. Così funziona il calcio. Purtroppo sbagli perché magari tieni la testa altrove, perché magari soffri troppo la pressione, perché magari sei stanco fisicamente, perché la rincorsa la paghi, perché vi dovete andare a rivedere quella partita. Non fatevi la fantasia. Però l'occhio tirato di Insigne può essere nervosismo, ci sta lo sguardo tirato di Insigne, ci può stare nervosismo. Andatevela a rivedere. Cercatela, trovatela. Io ce l'ho, non ve la posso mettere su YouTube perché sennò mi bloccano il canale. Se vi andate a rivedere la partita senza pensare al risultato, ma guardate le azioni, vedete che il Napoli che vuole segnare, vuole provare a segnare e fa di tutto per non prendere gol, ma lo rischia tantissime volte. E il Verona, che è veloce nelle ripartenze e fa qualche cosa così, ma lasciamo perdere. Allora, è un Esposito ex Inter, ora al Venezia. Non era male, però se ora a Venezia ce lo andiamo a prendere proprio da Venezia. Ma quelli che continuano a parlare di Napoli e Verona, quando Napoli perse lo scudetto con il Milan un vantaggio 6 punti nelle ultime 5 partite, dove erano? Ma quelli sono pure i più giovani che ovviamente non lo sanno. Zielinski lo abbiamo visto già all'Europeo, un ectoplasma. Stiamo ancora a parlare di Napoli-Verona il 4 agosto, ma il Verona fece perdere uno scudetto al Milan. C'è un bot che cancella la parola lo posso fare, lo sai, lo potrei fare. Se la competenza calcistica di Valerio vi stupisce e vi incanta ogni volta, lasciate un like solo per lui. Grazie Polli. A quanti like stiamo, ragazzi? Non riciato, penso, da 20 minuti straight. E te. Quanti like siamo? No, chiedo per un amico. 510? Hai ragione, questo pure è vero. Hai ragione. Puro terzo portiere non siamo stati se però poi a parte il rigore su Mertens, che è un rigorino che però ce lo dovevi dare. No, lasciamo perdere.
Se entra il colpo di testa di Petagna al 93esimo, quanto era, così, che finisce poco fuori dal palo, se il tiro di Bakayoko che prova a tirare e viene ribattuto 2 volte sul calcio d'angolo, segniamo, che cosa succedeva, ragazzi? Ci dovevano spiegare Napoli-Verona. Io capisco, è una delusione enorme, perché dopo quella grandissima rimonta, quella cavalcata, tu ti lasciavi alle spalle proprio una rivale importante e avremmo festeggiato per tutta l'estate. Ringrazio Luca Elka, bentornato. Tu eri tra gli amici bellini, quelli là proprio iper, ultra, mega. Ricordo a tutti gli abbonati di contattarmi se non l'avete già fatto, così vi posso iscrivere al gruppo Telegram. Fatelo su Instagram, seguitemi pure su Insta. Arriviamo a 10.000, felici, ci siamo quasi, ultimo sforzo. Non credo riuscirò ad arrivare a 10.000 per l'inizio del campionato, mancano praticamente 3 settimane e 600 iscritti, però se succede qualcosa di clamoroso, per esempio un acquisto che non ci aspettiamo, e io faccio il video al momento giusto, così l'algoritmo mi riconosce, è un obiettivo che mi avete messo in testa, dai. Una confidenza di un mio amico legato al calcio Napoli mi ha confidato che quella famosa partita non è stata A, è stata non A. Spiegami bene. Affrontata seriamente, amico mio. Tu c'hai l'amico legato al calcio Napoli, io ho parecchi amici legati al calcio Napoli, abbiamo sentito giornalisti che fanno questo per mestiere dire cose, sono volate mani, sono volati schiaffi, ognuno, io non sto mettendo in dubbio il tuo amico così, ma ognuno c'ha nel nostro ambiente un amico che è legato al calcio Napoli e ognuno dice la verità come se la sente, che soddisfa di più il tifoso, perché così ne abbiamo parlato in TV. Io non ne parlo solamente su YouTube, ne abbiamo parlato in TV e se ne è parlato sui giornali e se ne continuerà a parlare, perché ancora è un argomento che finché non ricomincia il campionato sarà sempre un argomento di grido, eccetera eccetera. Mi dovete spiegare il perché. Se voi mi spiegate il perché una partita decisiva non viene affrontata seriamente, e allora voi mi dovete dire sì, l'hanno sottovalutata, e allora ci dovete spiegare perché l'avete sottovalutata. Oppure non ci volevano andare in Champions, preferivano l'anno prossimo, l'anno successivo, cioè quest'anno, giocare in Europa League. La dovete spiegare questa cosa qua. Volevano fare un dispetto a De Laurentiis, lo fai a te stesso, perché poi con la Champions League tu puoi bussare a denaro, e se sei andato in Champions puoi anche chiedere ad altre squadre di comprarti, rispetto al fatto di rimanere a Napoli, perché tu dici magari tu non ci vuoi rimanere a Napoli. Non regge. 530, grazie a tutti ragazzi, non vi chiedo ulteriori sforzi perché mi rendo conto, è calcio d'agosto, non è facile. L'acqua è popera, la paquetà non galleggia. Io ho un amico legato a calcio Napoli che fa una cacio e pepe mondiale. Io ho un amico dell'amico, un po' tutti abbiamo un amici degli amici andalù. Se danno il gol di Osimhen regolare con il Napoli, se non danno il gol di Quadrato, purtroppo è andato così. Questa. Poi ovviamente vedi Andrea, tu c'hai ragione a ricordare anche questi fatti qua, perché noi, un po' per scaramanzia, un po' perché non crediamo a niente, l'abbiamo raccontata come sarebbe andata a finire, perché ricordiamo che la Juve tra un poco esce con il documentario su Amazon e quindi deve essere epico il più possibile, così, e quindi fantasizzando, a parlare più. Uno dice: ma è mai possibile che il Napoli riesce proprio a non vincere col Verona, che non tiene più niente da vedere, loro vincono col Bologna e all'ultimo a tutto va bene a loro? Sì, con qualche cosa arbitrale poco nell'ultima partita, però prima un po' così,
Figli miei tutti abbiamo figlio mio tutti abbiamo un amico, ma la mamma. E con questo messaggio memorabilissimo, perché voi siete forti, siete preparati, siete gli amici bellini che conoscono il teatro, la cultura, la musica, il calcio, gli sport, gli altri sport. Io vi voglio veramente, sono troppo orgoglioso, sono troppo soddisfatto di voi. Fantasticante, sì, lo so. Ciao Rio Bravo, vi voglio bene a tutti, vi saluto, ci vediamo domani per l'approfondimento tattico, cugino del parrucchiere, iscrivetevi al canale, lasciate un like finale preventivo, qualcuno di voi se l'è visto in differito tutto, dopo perché magari non aveva il tempo, tu proprio sei proprio il mio eroe proprio, perché ti sei visto in differita una partita senza vederla, solamente la telecronaca mia in differita, sei proprio il mio eroe, hashtag sono proprio il tuo eroe. Vi voglio bene, ci vediamo presto, attenzione, Spalletti, i giocatori, la società, il mercato, tutta una serie di cose, Lukaku potrebbe sbloccare qualcosa, chi lo sa, sigla. Anzi, ringrazio tutti i moderatori a voce, poi la sigla. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla fluido.net, le magliette, le cose, insomma. valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa, alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel cinema.